Buon pomeriggio signori, benvenuti all'altra domenica su Telepordenone. Come potete vedere oggi in studio abbiamo degli ospiti d'eccezione. No, aspetta che allarghi la camera, come potete vedere cosa. Aspetta, sei sempre su un di te. attimo. Buon Adesso pomeriggio a vi presento. tutti. Buon Buon pomeriggio. Neanche noi ci si Buon vedeva. pomeriggio a Eleonora Buon Mazzari, pomeriggio. la donna della domenica, sempre meno vestita e a noi fa piacere. Buon pomeriggio a Maurizio dietro le telecamere, poi Enrico in regia. Secondo te c'era fattucchiero oggi pomeriggio? Chi è? Come chi è? Ma perché per me non è una fattucchiera. sei Fata tu- Morgana. Sei tu che... Allora GP, guarda, lo La dico solo offendi per te. sempre. Santi numi, siamo lieti di allietarvi. Cos'è che era? Siamo lieti di allietarvi, è molto bella. Sì, sì. Siamo lieti di allietarvi questa domenica pomeriggio, Santi Numi, no? Esatto, In macchina, esatto. Vabbè. Pensate che male arriviamo noi, io e la Gemma da Pordenone, dicendo queste minchiate tutto il tempo Sì, infatti. in questa ora di strada. Buon pomeriggio Gemma! Buon pomeriggio, caro Sgarbiz, com'è che era? Sgarufakis. Chi? Sgarufatis. Garufatis, Sì. esatto. Adesso mi spiegate che cosa è questo termine, che cosa vi siete presi mentre venivate da Pordenone, La scusate. prossima volta facciamo... Controlla il livello della grappa. per No, qua cortesia. sono tutte ancora. Voi dovete smettere di pensare che noi beviamo durante il programma. Deve essere il caffè del Pascià. Prima. Il caffè del Pascià. Salutiamo le amiche del Pascià. Le amiche del Pascià. Le naturalmente. gnoccolone, sì. Il gnoccolone, salutiamo caffè Silvano anche. Allora, dicevi... Aspetta, Che oggi- aspetta. Gemma, Sì? com'è passato sabato sera? Visto che San Valentino è andata a buca? No, benissimo, insieme ai miei animali io sto sempre bene. Benissimo, va bene. Lì potrebbe essere malinteso, però Gemma. Adesso è stata lei, 10 gatti e un cane. Sì, è vero. Mancava solo la tartaruga che è ancora in letargo, ma... Confermo i 10 gatti e il cane, che poi è bellissima, una femminuccia. Ha la faccia, non soffre di solitudine, No, Gemma. anche perché lei sta bene in mezzo agli animali, in effetti. Allora, Io dicevo che Sì. oggi in studio abbiamo degli ospiti eccezionali. sì. Le ragazze, non Sì. vi offendete, non offendetevi, sono una più bella dell'altra. Sì. Quindi guardate, per favore, regia, fatele vedere, sono tutte bellissime. Sì, questo è vero, ecco. Ma abbiamo anche altri due personaggi in arrivo, altri amici, come vedete ci sono delle poltrone vuote e sono in arrivo da Pordenone gli amici del Pordenone Fan Club. Oggi viene anche Alvise, perché ha detto che vuole partecipare. Conosci Alvise, no? No. Dopo lo vedi No. quando arrivano. Alvise è il mio carissimo amico, perché dovremo naturalmente commentare tutti insieme la partita di ieri pomeriggio del Pordenone, Cremonese Pordenone 0-0, purtroppo per il Pordenone un pareggio che doveva essere assolutamente una vittoria, ma di questo dopo le 15 avremo gli highlights e poi andremo anche appunto con gli amici del Pordenone Fan Club a vedere le tre azioni incriminate, ovviamente c'è di mezzo sempre l'arbitro, ovvero sia un gol annullato che sembra invece buono di Dennis Bacan e 2 rigori a favore del Pordenone non fischiati, ma questo lo vedremo, ripeto, dopo le 15. Invece vediamo subito chi sono i nostri ospiti. Subito. Allora, Alberto Moretto, fotografo, nonché pomeriggio. grande personaggio pubblico. Buon pomeriggio, è un mio grande amico. Questo tralasciamo. Dopo un anno sono riuscito a convincerlo a venire qua, perché è dall'anno scorso che provavo, l'altra stagione addirittura. Come ha fatto a convincerti, Alberto? Mi ha... Tanto la busta- no, la santo. bustarella. Mi ha dato l'IBAN, è partito il bonifico, Ah, contrariamente ecco. al presidente del Parma che non ha fatto il bonifico, io l'ho fatto da Alberto, infatti Esatto. basta fare il bonifico e arrivano. Andiamo Si risolve avanti. tutto. Moreno Borghini. Moreno Non Burrina c'è. che abbiamo detto che deve arrivare, naturalmente. Sì. Jacqueline Pineiro, Morella. Buon pomeriggio Jacqueline, grazie di essere qui con noi. Ilaria Cedolina, anche lei modella. Buon pomeriggio Ilaria, grazie. E adesso passiamo a Giada Vignotto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ah, E Isabella Roma. Buon pomeriggio. bellissime, due bellissime ragazze. E poi un Infine- grandissimo maestro di musica. Giuseppe Parente, musicista, cantante e insegnante. Buon pomeriggio. Nonché diplomato al conservatorio, dopo abbiamo tutta la tua scheda, ne parleremo anche perché lui è un grandissimo insegnante della NAM Lab, che è l'Accademia della Musica di Azzano X di Denis Biasin, e quindi dopo naturalmente abbiamo la sciocchezza di queste 2,50 € da stare insieme, quindi abbiamo tanto tempo per parlare di tante cose. Allora io sento già la Gemma che sta blaterando con qualcuno al telefono dall'altra parte del vetro, che non è un vetro ma non importa. No, ma qui- siamo abituati ai tempi radiofonici, no? sì, infatti, che non siamo- c'era il vetro neanche in radio. Non c'era il vetro neanche, ma Non no, importa. Antipiene no, nelle altre radio che Nelle eravamo noi altre c'era radio il vetro, sì, c'era. Quindi Allora, il nostro avvocato Maurizio Mazzarella, che dovrebbe essere con noi dal Carnevale di Jesolo, non sente il telefono, o è staccato, o probabilmente
è su un carro mascherato, non lo Sì, so. o sarà Ecco. sulle giostre, perché sai quando c'è il carnevale fanno anche le giostre. Può essere, Sarà vediamo sul Sagadà, secondo se me. riusciamo a contattarlo più tardi. Quindi il primo che io chiamo, come sempre, tu lo sai, è perché porta bene a noi, porta bene anche a lui, è Maurizio Mazzon, che ci parlerà della partita Bianco Scudati Padova Fontana Fredda. E allora da Padova, buon pomeriggio Maurizio Mazzon, intanto come stai? Io sto benissimo per il momento e spero che la dose di fortuna che vogliate portarci quest'oggi sia talmente grande da sopperire la carenza tecnica, il divario tecnico con il Padova. Beh, ma effettivamente, contrariamente all'Alto Vicentino, i biancoscudati sono ripartiti alla grande, no? Perché anche loro avevano avuto 2 momenti di pausa e invece le ultime partite vanno via come dei rulli compressori. Assolutamente sì, è una squadra di primo ordine, anche se oggi, guardando la formazione, non hanno nessuna delle 2 punte di diamante, né Ferretti che è in panchina e neanche Zubin che non è neanche in panchina, quindi probabilmente, però davanti hanno talmente tanta altra qualità che insomma è riduttivo parlare di assenze. Certo, il Fontana Fredda come si presenta in campo? Con la migliore delle formazioni o c'è qualche variazione? No, abbiamo ancora i 2 squalificati di 2 domeniche fa, che per le 2 giornate che devono scontare la seconda giornata, e poi al posto di Gargiulo davanti gioca De Martin al primo minuto, un altro 96, un ragazzo di buona speranza, insomma, che speriamo possa darci una mano. Immagino che a Padova piova come piove qua, ovviamente. No, per adesso non piove, ha pioviginato fino a 10 minuti fa, ma adesso si è fermato un attimo, però è chiaro che si respira sicuramente un'altra aria che non è quella del ballon, ma è quella proprio del calcio vero e proprio. Certo, senti, com'è lo stadio pieno? Perché sappiamo che a Padova c'è veramente tanto calore nei confronti dei biancoscudati. Com'è la situazione allo stadio, sugli spalti? Ma penso che per riempire lo stadio di Padova ci vogliono almeno 30-35 mila, quindi Sì. no, sicuramente pieno, però è una buona affluenza di pubblico, i 4.000-5.000 ci sono tutti. Pensa a te, in Serie D 4.000 persone, che è tantissimo. Benissimo Maurizio, grazie, ci sentiamo più tardi naturalmente nel corso della partita. Grazie Maurizio. Speriamo di sentirti poche volte. No, speriamo tante volte, ma perché tu ci dai buone notizie, non per i biancoscudati. Va bene? Ok, salve, Ciao ragazzi. Maurizio, grazie. Vi ricordo come nelle ultime 2 domeniche che la Serie D comincia alle 14.30, invece l'Eccellenza, come la Serie A, comincia alle 15. Gemma, se non ci sono dei collegamenti, allora vediamo quella che invece è la Serie A, perché in Serie A sta succedendo un po' di tutto in questa giornata, la 24esima. Ma da no? qui in piedi non posso neanche andare sul mio trono. No, rimango qui. Dai, questa. Ma fai come vuoi, No, sei la padrona di inizio casa. così. Ormai Verrò in ciabatte la settimana prossima. Vieni in ciabatte, tanto sei comunque più alta di me, quindi sì, non c'è questo problema. Allora, Tanto non si nota. dicevamo che è una giornata Venerdì un po' strana, si esatto. è giocato l'anticipo perché tra 2 giorni. 2 giorni, stavo contando le ore. C'è Juventus 48. Borussia Dortmund. Esattamente. La Juventus quindi ha giocato venerdì sera contro l'Atalanta e ha vinto per 2-1, allungando il suo vantaggio in testa alla classifica. Ieri doveva giocarsi il derby della Lanterna, Sampdoria-Genova, ma è stata rinviata. Perché pioveva che Dio la mandava e il campo era assolutamente impraticabile. Oggi pomeriggio, le sfide di oggi pomeriggio, ricordiamo che Parma-Udinese non si giocherà, è stata ufficialmente rinviata. A data da questo è il bello di tutto, mentre si giocherà martedì. Guarda hai visto chi è arrivato? È arrivato Alvise. Allora, mentre si giocherà martedì il recupero del derby Sampdoria-Genova, invece Parma-Udinese stanno ancora aspettando il bonifico dalla Slovenia. E quindi Andremo con le candele per fare l'Enel. Esatto, e quindi non si gioca. Non si sa quando e se si giocherà. Invece si Le giocano sfide altre... di oggi pomeriggio Esatto. alle 15 saranno Empoli-Chievo, Fiorentina-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Cesena per la gioia di Albertino. Beh, doveva avere un difetto. Può essere mica... Non immagino i tuoi. E Verona-Roma a chiudere. È vero da Roma. Ma non è finita qua. No, lunedì, perché a noi ci piace spalmare Sì, il campionato. Divertente, quasi come la Lega Pro. Lunedì alle 19 si giocherà a Napoli-Sassuolo e alle 21 chiuderà la 24esima Che giornata. poi no, non la chiuderà, sarà l'ultima partita perché poi ci sarà martedì il recupero Sampdoria-Genova, È vero, sempre alle 21. scusami. Perché è stato Cagliari-Inter. posticipato, ecco. È arrivato Alvise insieme a Moreno e a Silvia, vedi Alvise, questo è il mio amico carissimo. Quello è Alvise. Quello Alvise con Ah, cui ieri buona pomeriggio sapersi. ho guardato la partita Pordenone-Cremonese, tra poco entrerà in studio. Questo dunque il
Mi manca GP, lo voglio, la mia collezione di animali mi manca, cioè. È bellissimo. Con 10 gatti ci sta bene anche Alvise. Particolare come mascotte, dopo ci spieghi come mai l'hai scelta. Poi ti assomiglia tra l'altro GP, adesso non vorrei, dopo sveleremo anche, ma secondo No, me ti a GP assomiglia manca pure. la bandana. Non vorrei dire. Caro GP, allora io ho chiamato... Ci siamo. Il bavaglino. Dimmi. Ho chiamato un altro inviato, l'ho chiamato adesso, mi ha detto guarda ma non ho le formazioni, io ho detto chi se ne frega, tanto noi parliamo sempre di quello che succede dopo o tra Esatto. un primo e un secondo tempo, quindi del terzo tempo, mister terzo tempo Robby Visitin, che ci parlerà della partita Virtus Corno UFM Monfalcone. Allora, invece che della partita, io vorrei sapere che vino ha già assaggiato a Corno di Rosazzo, perché questo pomeriggio la Virtus Corno, scusatemi, l'UFM Monfalcone fa visita alla Virtus Corno, che è Corno di Rosazzo, quindi ottima zona di vini. Cosa vi siete già sbevucchiati? Assolutamente niente, solo un caffè assieme alla squadra prima di presentarci al campo. Corretto Buongiorno o a no? tutti, buon pomeriggio a tutti intanto. Buongiorno Robby. Ciao, come state? Tutto bene? Tutto benissimo. Poi oggi in particolare, visto Allora. lo studio che abbiamo, guarda, io sono proprio felice. Io me lo guardo il giorno dopo, Lo so. vedo tutte le bellezze che hai con te in studio. Esatto. Allora, Caro Giovanni. Monfalcone oramai è andato, no? Se ci fate vedere la classifica dell'eccellenza, scusatemi, grazie alla vittoria di domenica scorsa, contemporanea alla sconfitta di Cerri Smuzzane, ecco qua la classifica, vedete oramai i punti di distacco sono 5 tra voi e i nostri amici di Carlino. E soprattutto se arrivaste così allo scontro diretto potreste tranquillamente, tra virgolette, non voglio portare male, perderlo, perché comunque avreste sempre questi 2 punti di vantaggio, anche se oggi siete su un campo, no? Che non è proprio così facile, no? No, assolutamente no. Il Virtus Corno ci ha già fatto un cattivo favore quando ci ha eliminato dalla Coppa Italia, manifestazione alla quale noi tenevamo in maniera particolare. Però giustamente una bella squadra fatta di tanti ragazzi interessanti, ben allenata dal mister Cuppini, quindi è una formazione sicuramente da prendere con le molle, anche se oggi a loro mancano 2 elementi abbastanza importanti, anzi direi importantissimi, sia Diao che Motta sono squalificati. Tra l'altro Diao credo sia anche un po' infortunato dalla partita di mercoledì in Coppa Italia, credo, però sono le leggi del calcio, quindi può starci anche questo. Senti, e poi... Caro Giovanni, posso fare una piccola divagazione così, a proposito di Udinese, di Parma Udinese? Assolutamente, puoi dire quello che vuoi. No, volevo dirti la mia, cioè questa partita non si disputa per colpa di una società, giusto? Cioè non è che ne so, nevica e quindi dico, per colpa di una società. In questo caso non dovrebbe essere previsto la partita persa a tavolino se la società non riesce a far disputare una partita. Questo è un mio personale parere. Ma guarda, secondo me doveva finire a tavolino. No? Ma subito, non da rinviare. Ma Doveva infatti, finire secondo me a tavolino la partita automaticamente. e basta. Cioè, anche perché a quel punto avevi la possibilità di farla disputare a porte chiuse e quindi non avresti comunque falsato una parte di campionato, perché comunque adesso questi qua vanno a giocare fra 1, 2, 3 settimane, magari hanno infortuni, squalifiche, cose del genere, la partita non è più la stessa, quindi ripeto un mio parere, una divagazione di natura no, così. Hai fatto bene, perché adesso poi sentiremo anche il parere di tutti gli altri amici inviati ovviamente e anche degli ospiti in studio. Senti, avete già previsto il menù del dopo partita a Corno di Rosazzo? Guarda, allora, noi siamo ospiti qua con l'amico, col presidente Toni, visto che siamo amici anche da tanto tempo, quindi saremo sicuramente loro ospiti qua sotto al chiosco, ma dopo di qua penso che aggiungeremo un ulteriore tempo al terzo, sì, e andremo in un localino qua del posto, dove che è gestito tra l'altro da un mio carissimo amico. Ho capito. E quindi faremo anche il quarto tempo assieme appunto all'amico presidente del Virtus Corno. E il quinto tempo dove andate sto colpo?
Guarda, una volta da queste parti siamo arrivati in un locale di Manzano che è sulla strada, è estremamente interessante, ma non so se arriviamo, se arriviamo fino a quel punto. Va bene. Comunque domani tocca lavorare, quindi... Sì, non puoi far tardissimo, no. Eh. Va bene, allora, grazie Robby, ci sentiamo più tardi nel corso della partita. Ci risentiamo più tardi. Sì, ricordiamo che appunto... Grazie a voi. Grazie, l'eccellenza comincia alle 15. Questo qua è Alvise, buon pomeriggio. Ragazzi, adesso io lancio un nuovo gioco. Trova le differenze, guardate. La bandana. La bandana, poi nient'altro. Sono identici, cioè vicini, sono veramente identici. Anche il colore della bianchi, tutti e due, con lo stesso naso, becco, gli occhiali, tutto. GP, c'è un altro collegamento. Facciamo i seri, si fa per dire, C'è il nostro Franco Tullia che per parlarci di Zaule e Tolmezzo. E allora, buon pomeriggio da Rabuiese con il nostro amico Franco. Buon pomeriggio, Ciao. noi andiamo avanti con gli scherzi, siamo ancora... ci è rimasto un po' di morbin, come si dice a Trieste, del carnevale, e allora scherziamo avanti. Ho sentito che scherzavate in studio. Assolutamente. Comunque qui a Zaule soffia il Borino, abbiamo un po' di bora e, come dicevo prima, alla nostra collaboratrice, che non mi ricordo come si chiama. Si chiama Gemma, ma la puoi chiamare anche Emma tranquillamente, o come anche Fattucchiera, Fata Morgana, come ti pare? Indifferente. La chiamerò Emma. Perfetto. Come diceva la Emma, la Bora ci porta fortuna perché all'andata ai Cordenons abbiamo fatto 3 punti con un gol del nostro portiere Fullan da porta a porta. Benissimo. Speriamo che oggi ci aiuti anche un po' di Bora, visto che mercoledì che abbiamo fatto il recupero con il Vesna causa la Bora che non abbiamo giocato. Mercoledì abbiamo fatto un partitone e purtroppo abbiamo perso. Oggi dobbiamo recuperare assolutamente i 3 punti, sono indispensabili per la nostra classifica deficitaria, e speriamo che un po' di Bora ci aiuti contro un Tolmezzo che lo conosciamo, è coriaceo, segna poco, io l'ho battezzato il principe del gol, Gregorutti, perché ha segnato 14 reti su 22 per la sua società, e però ha portato 28 punti in classifica, che non è poco, e speriamo appunto oggi di avere un po' di fortuna con un po' di Bora e fare i 3 punti che sono indispensabili. È difficile segnare al mezzo, speriamo che la Bora ci aiuti. Esatto. E le formazioni, abbiamo visto che al Tolmezzo manca Cucchiarone, che è squalificato. Noi purtroppo abbiamo i due colonne della difesa, Tessaris e Fullan, squalificati per somma di ammonizioni, e speriamo bene. Cosa vorrei dire? Ci sentiamo più tardi e spero di essere allegro ancora come adesso. Perfetto, allora Franco, ci sentiamo più tardi nel corso della partita, d'accordo? Quando succede qualcosa faccio un fischio. Ok, a dopo. Benissimo, grazie. Buon lavoro. Allora avete visto che grazie a te, grazie e in bocca al lupo naturalmente a Zaule Rabuiese, avete visto che è arrivato Alvise, che è la mascotte del Pordenone Fan Club Caffè Moreno Burlina. Moreno Burlina e Silvia Gustapane, eccoli qua. Ieri pomeriggio ho passato, nonostante tutto, un bellissimo pomeriggio da voi, avete dell'ottima birra. Colpa sua che mi fa bene, no? No, è Alvise che comunque ci ha consigliato. Anche ha mangiato, sì. La birra ce l'ha consigliata Alvise, difatti ha assaggiato parecchie tipologie, poi alla fine ha deciso per quella che non gli avete ancora pulito il vedo, che la gli occhi è ancora sporchi, per forza perde la vista, povera Stella. No, allora non sono sporchi e comunque praticamente è un nuovo tipo di occhiali che usano che vanno di moda, vanno per la maggiore. Devono essere un po' sporchi perché insomma dopo quello che si è visto in campo ieri con il Pordenone è meglio. Ecco, voi siete qua proprio perché ovviamente abbiamo preso il servizio di Cremonese e Pordenone e poi l'abbiamo anche un po', come posso dirti, diviso, no? Proprio per i 3 fatti clamorosi, il gol di Macagni fuori gioco, effettivamente dalle immagini non si capisce. No. Ma i 2 rigori a favore del Pordenone si capisce benissimo. Poi c'era anche il fallo di l'espulsione al 23esimo, un fallo sì, del primo tempo, d'accordo, però secondo me quei 3 momenti, anche perché poi il secondo fallo di rigore è costata a Simoncelli l'espulsione dalla panchina. Sì, no? È giusto, perché se non ce li espellono in campo ce li espellono dalla panchina, ecco. Cioè è normale questo. E poi vedete la scena, perché Simoncelli aveva la tuta addosso, ha dovuto togliere la tuta per far vedere il numero all'arbitro che l'ha buttato fuori. Comunque tutto questo dopo le 15, quando cominceranno le partite, quindi
saremo più liberi. Prego Gemma. Sì, siccome mi sono stancata di parlare di calcio, potremmo parlare di Drottamai, ma anche della sagra della Renga. E c'è con noi Mauro per parlare di qualcosa, giusto che, visto che parliamo qua di Sì, bere, perché- parliamo anche di mangiare, no? Eh sì, perché da mercoledì a Tamai c'è la sagra della Renga. Buon pomeriggio, Giorgio. No, Buon è Mauro, pomeriggio è a tutti. Mauro. Scusa Mauro, È il grande... scusami, Mauro, niente. Allora, come sta Niente. andando la sagra, la festa, scusami? Niente, la festa va bene, abbiamo avuto parecchio riscontro, c'è stata parecchia gente mercoledì, mezzogiorno e sera, poi giovedì, venerdì pienone, ieri sera pienone e oggi a pranzo c'è parecchia gente anche oggi, quindi Bene. la sagra sta funzionando bene. Naturalmente fatta anche questa sera, vero? E anche questa sera sì, poi ci sarà anche il prossimo weekend, solo venerdì, sabato, domenica a pranzo, domenica sera. Ecco, ricordiamo che presso questa festa bellissima la fate presso il polisportivo, vero? Presso il polisportivo di Tamai, esatto. Si viene lì, Tutto lì in casa. si mangia benissimo perché fate veramente bene da mangiare, soprattutto si beve bene, quello che piace a me e c'è tanta allegria, no? C'è tanta allegria, sì, difatti vedo che ci sono parecchie famiglie, portano i bambini, c'è di tutto, insomma, Tamai, compagnie di persone, squadre di calcio che vengono là dopo l'allenamento a mangiare, c'è di tutto, sono trovati bene, la qualità è aumentata, la ricerca del buon mangiare c'è sempre, le persone specializzate sono sempre alla ricerca delle migliorie per dare il servizio ottimo alle persone che vengono là, insomma, agli ospiti. Certo. Nel frattempo c'è anche la vostra squadra, perché ricordiamo che questa festa è organizzata proprio dalla Polisportiva Sì. Tamai, cioè il Tamai, che è andata sul lago di Garda, no? A giocare a Drò, cioè comincia... Siamo sopra, sì, a Drò. Sì, esatto, tra 5 minuti comincia la partita. Allora, intanto Sì. come sta il mio amico Stefano De Agostini? Si è ripreso del tutto? A Ma posto? sì, Stefano, sapete che durante la settimana lui sta sempre bene, Eh. il problema purtroppo si verifica solo durante la partita. Sì. Sì, io adesso devo ancora sentire sui ragazzi, ma comunque lui è a posto. E ci abbiamo affiancato l'allenatore in seconda, l'allenatore della Juniores Sì. per questo fine settimana, però lui sta bene, sì, non ha nessun problema al momento. Comunque, lui comunque è in panchina, no? Sì. Lui è in panchina, lui sì. Sì, lui Benissimo. va in panchina. Hai qualche notizia da darci su questa partita di oggi? No, per il momento no. Più tardi sicuramente sì, perché poi avrò i collegamenti con le persone che sono lassù. Quindi Certo. se volete ci sentiamo più tardi. Perfetto, perfetto. Grazie Mauro, grazie. Ci sentiamo più tardi appunto con Mauro per Drottamai. Io direi, prima di fare altri collegamenti, vediamo il gioco di questo pomeriggio. Vediamo Perché il gioco. Siccome io so che Quale? qua... Quello di trovare le differenze o quello del pastore? Quello del Pascià adesso, Ok. quello di trovare le differenze lo vediamo dopo. Vediamo intanto il gioco del Pascià. Va bene. Oggi verranno Oggi? analizzate le Analizzate. seguenti partite. Gemma, oggi verranno analizzate... Per Quando allietare smetterà di questo prendermi- pomeriggio direi di sì. Santi numi, GP. Quando la smetterà di prendermi in giro per le pronunce, la volta è buona che gli offrirò un caffè, altrimenti non se ne Niente. parla. Va bene, quindi... Milan, Cesena e Verona, Roma. Casomai una birra perché il caffè non lo beve. Il caffè non No, funziona. solo la mattina verso le 7 e mezza. Rigorosamente Macchiatone. 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 Macchiattoni. Eh, Va bene, io lo so fare il macchiatone anche buono. sì, quindi... immagino. Basta! Allora, Milan, Questo è Cesena. molto bene la schiuma, credo. Quindi Milan Cesena. No ragazzi, Per cioè, Alberto. qua stiamo toccando il fondo. Ida Io bocche. dico da barista che per fare una buona schiuma tu è una questione di mano, di polso. Ecco. No, è benissimo. E io sono d'accordo su Mi questo. sa che è fascia protetta, Hai da dire? Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo Jacqueline. Lei, dottoressa Eleonora Mazzari. Io ricordavo, devo bacchettarvi che forse siamo in fascia protetta e forse c'è Milan Cesena che vuole No, ma essere parliamo di combinato. cappuccini, No, cioè... comunque tranquilla perché tanto lui non fa il barista, quindi il problema non sussiste. Ecco. Certo. Hai altre cose da dirci? No. Sei così imponente la dieta, eh? Mi avete messa in isolamento. Mi inquieta, mi inquieta. No, almeno al viso e sullo sgabello di fianco. Come avvisi lì. Adesso Dopo. tra un poco ti portiamo al viso, dai. Grazie. Allora, Ok, le due vediamo partite di questo finalmente pomeriggio. queste Sì. due partite, Milan-Cesena, Verona-Roma. Sì. Se indovinate i risultati di queste due partite vi portate a casa ben 6 bottiglie ad etichetta Pascià. Mhm. 3 di Tokai e 3 di Merlot. Ce Esatto. l'abbiamo fatta. Ce l'hai fatta. E direi che sono le 14:28. Sì, quindi? Quindi se siamo già così adesso, ora Dici delle che i tentari 5. sono peggio?
Non abbiamo ancora aperto neanche una bottiglia. No, mi è piaciuto oggi, Eleonora, quando è arrivata, mi ha detto si è definita un paracadute di marzapane oggi. Un paracadute di marzapane. E che marzapane, eh? No, ma poi guardavo tutte le bellezze in studio. Se io fossi un uomo non saprei chi scegliere oggi, dove guardare. Però qualcuno ha già scelto, è arrivato un messaggio che dice: un bacione ad Eva da parte di Antonio, sei bellissima. Scusa, chi è Eva? Ah, lei, scusa, sì, mi dimenticavo. No, perché io pensavo a Isabella, Ilaria, No, Jacqueline. lui sai perché fa così, Eva? Perché tu oggi sei arrivata e hai detto: Madonna, mi sono alzata tardissimo, ho pensato a te a chiamarti. E cioè la prima cosa che tu ti svegli la domenica mattina, pensi a GP, sei messa male, Ero in mega ragazza, ritardo. ma tanto male. Di me, no? Pensate voi, ero in mega ritardo, ho chiamato e faccio non ce la faccio, vi raggiungo dopo. Ecco, Preparate in 2 secondi. Secondo me non gliene frega niente a nessuno, ma non importa. Allora, Isabella, che tu sei Grazie, un'espertissima Antonio. di calcio, allora tu adesso giochi con noi Milan-Cesena. 1x o 2? Il Milan sono quelli che giocano rosso-neri, sai la maglietta? Occhio col che No, stai attento anche c'è Alberto lì, poi c'è Alvise Poi che... c'è Alvise imponente. Che Alvise è una cosa un po' strana perché il suo papà e la mamma, uno è juventino, vabbè non tutti sono perfetti, e la mamma è milanista. Per quello ha tutti questi problemi, vedi, non vede bene. La chicca. Tu pensi che noi ci siamo dimenticati invece Milan-Cesena. 1x o 2? 1. 1. Beh dai, Alberto ti salva. Silvia? Milan-Cesena? Devo dire quello che spero o quello che sarà? Quello che pensi? Quello che penso? 2, X. direi io. X. Tu X. Poi vedremo le quote naturalmente con la chiavetta del Pascià, il 2 del Cesena è mostruoso, infatti per me è strano che sia così alto, Infatti, no? anche secondo Molto me. strano. E poi Verona-Roma, Isabella. 2. Verona-Roma 2. Tifo la Roma, devo butterare. Sì, Anche lei doveva avere un difetto, no? Sì, non poteva essere una donna così Poi il bella. mio cognome è Roma. Sì, questo è vero che sei. Ma sei anche romana? No, no, no. Non sei Quello romana. no. Isabella, Roma, tifi da Roma e non sei romana? No. Sei di? Negrisio. Di dove? Negrisio, a Treviso. Ah, di Treviso. Sai che l'uscita della metro Negrisio? L'hai vista? Dove? Treviso? Sì, sì, Negrisio, uscita della metro. Ah sì, è vero, adesso che mi fai ricordare è vero, è vero, è vero. Bene, poi facciamo giocare anche Jacqueline, perché io dopo ti vediamo in una foto bellissima. Sicuramente è scattata un po' prima di quel Brasile-Germania, credo, no? Forse. Forse sì. Ho già capito. Perché lei è brasiliana. Lo sappiamo. No, la gente a Club lo sai che la conosci da prima da qua, ma la gente a casa... Ma si vede. Si Qua, vede? qua, Cioè, qua, non è che è scritto patrio- Brasil qua. No, qua entra in campo il ca- patriottismo. il calpo. Tu sei È figlia una brasi- latina. È latina, no? Lo Brasiliana. so, Non ma sei sono brasiliana. Al- Siete vicini, no? No, non dire di dove sei, facciamo un gioco, indovinate da che paese arriva Eva. Facciamo Ma arriva da più paesi, quello è il problema, perché non è che è di un paese, lei è un po' anche della carne. anche della carne, tra le varie cose. Allora, Milan-Cesena, Jacqueline. Milan, Milan, osti. sono milanista. Sì, Un altro Siamo in difetto. maggioranza. Vedi che bravi ospiti ti ho portato. sì, aspetta, dove Anch'io sono Ho milanista. scelto Giada, non vedi che tu sei milanista per Juventina. Scusa Ilaria? GP, Milanista. ma non te ne va bene una, la Roma non va bene, Roma concordo, comunque la Roma non va bene, il Milan non va bene, la Ma Juve qua neanche, in questo cioè. studio non c'è un udinese, non ho capito. Beh, Sono solo io udinese. Simpatia. No, abbiamo Ma una parlavamo simpatia per di squadre l'Udinese. maggiori adesso. grande Moreno. Sì, guarda che Il l'Udinese- blasone, guarda che- cioè, guarda che- Sempre, aiutami Guarda tu. che il Milan è sotto l'Udinese. Cioè, sì. Tu sei tifoso del... Napoli. No, ovviamente, arrivi da... però mi dicevi che hai simpatia per l'Udinese. Sì, cioè, Sì, sicuramente. Perché è una società più o meno seria, come, seria più o meno e come il Parma, competente. dai. Siamo lì come il Parma. Allora, non ci siamo dimenticati la seconda partita, ovvero sia Verona-Roma. Verona-Roma. Ho la simpatia per il Verona. Sì. Però sicuramente la Roma. Tu dici la Roma, nonostante Il ultimamente Verona non... lo vedi un po' in difficoltà nelle ultime Sì. partite. Sì. Cosa vuoi? Il violino di Garcia sta facendo un po' di stecche, Non Comincia. Il violino comincia a funzionare Deve essere male. accordato. Sì, dovrebbe accordarlo. Bene, allora, visto questo, ricordiamo ancora le due partite del gioco come abbiamo fatto. Milan-Cesena Esatto. e Verona-Roma. Mandate i vostri pronostici, naturalmente 1x o 2 delle due partite al 348 294 7672, sms o whatsapp, magari se avete anche il fax, mandate anche un fax
sul numero di Anche. telefonino, sì, ma sì, diciamo Un messaggio vocale. multitasking. Allora, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi al rientro la grande musica del nostro maestro Giuseppe e naturalmente cominciano le partite di Serie D, anzi forse stanno già cominciando, e l'1x2 da Casarsa, E tante altre un sacco di sorprese. cose. Una cosa volevo chiedere, ma voi latinoamericane siete tutte così? Sì, anche peggio. Te- Sì, no, sì. ma dico, Ah, te- vabbè. Io sono coperta. sì, ma guarda, la te che si vede sempre, no? Mezza, È la genetica. la genetica del Latino Sì, America. sì, È una domanda che mi è È stata uno stampo solo, usciamo tutte più o meno così. tutte più o meno così, tutte alto Ha uguali. ragione, io Beh, concordo. tu Quindi se Sì, vuoi tu- vai in Sud America. Sì, non torno più se vado là io. Va bene, allora ci vediamo tra poco, rimanete lì e naturalmente con l'altra domenica ci sarà ancora lei purtroppo. E anche la Leonora c'è anche dopo, mi No, sembra. ma forse, ma può essere che vada via, Dici? Ma prendo al viso e scappo. No, al viso non si tocca. Allora rimango. Ci vediamo tra poco. A dopo. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Sono gli ultimi giorni della grande svendita Realizzo. Mobilificio Le Narduzzi, cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, su 3000 metri quadri di esposizione, con sconti fino al 70%. 70%! Ma solo per pochi giorni. Mobilificio Le Narduzzi a Rauscedo. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.
cerveseria. Ma che birreria? È la cerveseria. Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Bene signori, buon pomeriggio, siamo ritornati all'altra domenica. Ancora buon pomeriggio. Sì, Ancora? sempre. Ogni Bisogna volta sempre... buon pomeriggio, ma dai. Ritornando al discorso delle lattine, noi portiamo sempre positività, vero Jacqueline? Assolutamente. Sempre positività. Quindi sempre un buon pomeriggio, sempre una buona giornata. Benissimo, nel frattempo Alberto Moretto si è alvisizzato, eccolo qua, vedete qua c'era Alberto, adesso c'è Alvise. Alberto non si sa dove sia finito, ma non importa. Vicino, GP, se no non ti confondo, non so chi guardare dei due. Facciamo così, guarda, facciamo così, trovate le differenze, eccoci. Allora, sono arrivati un po' di messaggi per Sì. le donne bellissime, perché oggi veramente ti sei superato, devo dire. No, anch'io devo sono- ringraziare Alberto Moretto perché se non ci fosse stato lui io non avrei fatto niente. Ecco, ringraziamo lui, comunque tutte donne bellissime. Alvise ha detto che devo stare vicino a Ilaria, Ecco, eccoti qua, eccoci. C'è un uomo bellissimo al telefono, il nostro Pier Antonio Stella, per parlarci di Sacilese Montebelluna. E allora buon pomeriggio Pier Antonio. Buon pomeriggio a te Giovanni, e come al solito a tutti i tuoi ospiti e ai tuoi telespettatori. Grazie. Qui a Sacile, quando sono circa 10 minuti dall'inizio della partita, ancora 0-0 il risultato tra Sacilese e Montebelluna, partita sicuramente importante per la Sacilese quest'oggi, perché viene da una serie di 2 vittorie e un pareggio, 7 punti nelle ultime 3 giornate, e il secondo posto a 6 punti dell'Alto Vicentino, considerando appunto che l'Alto Vicentino in questo momento sta un po' balbettando, forse inevitabilmente anche patendo il contraccolpo della fuga del Padova volato a +7, è diventato, ripeto, il secondo posto un obiettivo che inizia a far gola anche alla squadra di Zironelli, che si trova appena a 6 lunghezze, per cui fondamentale ovviamente oggi conquistare i 3 punti davanti al Montebelluna, squadra che però si presenta con le credenziali di essere avversario quanto mai ostico e viene da una vittoria, quella di domenica scorsa in casa col Crass, e sappiamo essere composta da giovani di particolare valore, quest'oggi guidati dalla tribuna, visto che è squalificato dal tecnico ex Pordenone Daniele Pasa. E per adesso in questi 10 minuti da segnalare soltanto un botta e risposta, occasionissima per la Sacilese grazie a un diagonale al centro area di Spagnoli ben servito, ecco, dal giovane Brattin, ecco, per cui entro subito in chiave formazione. La novità, grossa novità di oggi è proprio questa: Brattin al primo minuto, un giovane 97 al posto di Sottovia che è stato vittima questa mattina proprio di un improvviso attacco influenzale, non ce l'ha fatta, e per cui Zironelli ha dovuto ricorrere a questo attaccante della Juniores. Ecco, per far presente anche un po' la situazione, la Sacilese in questo momento ha solamente 5 giocatori in panchina. Ecco, questa, ripeto, la prima occasione. Ha risposto successivamente il Montebelluna con una conclusione di Matteo Gidio, che ha impegnato Favaro in 2 tempi. Per il resto squadre che si stanno studiando, e ovviamente sarà mia cura tornare a disturbarvi qualora cambiasse il risultato o in caso di fatti degni di essere menzionati. A parte che Pier Antonio è sempre un piacere averti in collegamento, non disturbi mai. Io veramente spero che la Sacilese oggi riesca in questa partita, che è molto difficile perché il Montebelluna è una squadra che gioca veramente bene a calcio, perché Pier Antonio, troppi punti persi per strada, no? Nelle ultime partite. Ma diciamo che più che altro, come dicevi, il Montebelluna è una di quelle squadre che può dare fastidio alla Sacilese, perché la Sacilese paradossalmente ha fatto molto bene con le grandi e ha sofferto viceversa alcune volte con le squadre sulla carta più alla sua portata. Di conseguenza è una ulteriore prova di maturità, certo, come dicevo, non agevolata da questa continua emergenza a livello d'organico che costringe Zironelli a cambiare ormai ogni domenica formazione. Perfetto, grazie Pier Antonio, linee aperte naturalmente per qualsiasi cosa succeda al 25 aprile a Sacile. Grazie ancora Pier Antonio. Allora, nel frattempo, se andiamo a vedere la 27esima giornata di Lega Pro per la regia, è finita Gian Erminio Monza. Brutte notizie, proprio piove sul bagnato, brutte notizie per il Pordenone, perché Gian Erminio, eccolo lì, ovviamente non siamo riusciti ad aggiornare, Gian Erminio 2, Monza 1. Bene, allora se vedete i risultati di ieri, poi siamo qua naturalmente con il Pordenone degli Amici Fans Club. Bene, bene, sì, molto bene. Molto bene. Sarà la vicinanza di queste splendide donne che mi fa rimbambire. Benissimo, grazie. Allora, se vediamo la classifica,
che fa veramente male per noi che ci teniamo al Pordenone. Eccoci qua, vediamo il Pordenone che è a 17 punti, ha raggiunto la Pro Patria, ma per motivo penso di differenza reti o scontro diretti, non lo so, ecco, comunque resta ultima. Vedete, il Giana da 27 va a 30, la Cremonese a 31, la Cremonese è il primo posto, tra virgolette, utile per non giocare i play-out, no? Corrigetemi se sbaglio. Sì, ma Esatto. ecco, Abbiamo 14 punti di distacco. Sì. non guardiamo così avanti. Non guardiamo così avanti. No, 14 punti che comunque sono tutti regali da parte degli arbitraggi. Beh, dai, non tutti adesso. Beh, 14 sì, 14 sì. Tu dici che 14 Ma punti sì, c'è sì, 4 vittorie non arrivate, colpa degli arbitri. Sì. Beh, abbiamo assistito di tutto e di più a questo Poi, campionato. ecco, continuo a dire agli amici a casa, attendete dopo le 15 con gli highlights di Cremonese Pordenone, soprattutto abbiamo isolato proprio facendo anche i replay che la Lega non fornisce. Beh, certe cose è meglio che non le forniscano, perché altrimenti va bene, no, va bene Kaiser, ma non importa. Allora, visto che siamo in riepilogo della giornata di oggi, vediamo anche quello che succede in Serie D, partite cominciate più o meno da un quarto d'ora in Serie D. Vediamo la giornata di oggi, eccola qua, la potete vedere. La Triestina cerca di andare a ridurre i danni, no? Con l'Ato Vicentino. D'altra parte ricordiamo che l'Ato Vicentino non è in una condizione molto favorevole, le ultime partite le ha prese di santa ragione un po' dappertutto. Il Belluno, che è la squadra sulla quale la Sacilese fa la corsa, gioca in casa con l'Arzichiampo che vincendo domenica scorsa ha scavalcato il Montebelluna e la Clodiense. La Clodiense in vantaggio comunque. La Clodiense in vantaggio, bene, adesso vediamo anche noi gli aggiornamenti. E vedete tutte le altre partite, appunto Tamai che gioca a draw, in casa la Siciliese con il Montebelluna e il Crasso di Pegna in casa con la Fenadora. Per la classifica, come ci diceva prima appunto Pier Antonio Stella, eccola qua, vedete i biancoscudati che stanno prendendo veramente il volo, d'altra parte uno squadrone organizzato, diciamo unendo il Pordenone dell'anno scorso e il Marano dell'anno scorso, quindi si fondono i migliori giocatori di queste due squadre che avevano dominato la Serie D e infatti eccoli lì. Quello che dicevo prima, vedete il Belluno 32, Sacilese 40, Arzichiampo 36, la Clodiense in questo momento appunto è andata in vantaggio, quindi 38 punti. Per quanto riguarda invece la lotta per non retrocedere, è sempre messa abbastanza male Crassale Pegna e Triestina, Raddoppio della Clodiense. Raddoppio della Clodiense, quindi boom boom proprio, hanno cominciato alla grande. Mezzocorona e Mori Santo Stefano oramai sono fuori dai giochi, vedremo se le due squadre giuliane riusciranno a riprendersi e non dover giocare i play-out. Vediamo anche l'ultima schermata, ovvero sia la giornata di eccellenza che invece comincia alle 15, esattamente come la Serie A. Eccoli qua, il Cerris Muzzane gioca in casa con la San Vitese, quindi uno scontro testa-coda, diciamo così. Poi la Gemonese ospita il Lumignacco, il Cordenons va a far visita a Gradisca all'ISM, vediamo se riusciranno a mantenere la terza posizione insieme al Vesna, che invece diciamo che sarà un po' più facile perché va a fare Edis con la nostra squadra simpatia, ovvero sia l'Oltre, che è ultima in classifica, oramai già retrocessa. Poi scorrendo appunto la giornata, come abbiamo sentito prima da Roberto Visentin, Virtus Corno Monfalcone e con Franco Zaule Tolmezzo. Gemma la vedo un po' agitata. Ma non sono agitata, voglio cambiare sport adesso. Quindi allunghiamo il pallone un attimino, no? Non lo voglio più tondo, lo voglio ovale. Allora, siccome non avevamo abbastanza gnocche in studio, abbiamo una gnocca al telefono. Certo, non ci facciamo mancare niente. Ti conosco. Ecco, benissimo. Quindi Martina Forgiarini? Sì, lei. La bionda del rugby. Buon pomeriggio Martina. Buon pomeriggio, ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo a Verona per la quarta giornata di pool promozione. La partita è iniziata da poco più di 15 minuti, il Verona ha già segnato la prima meta non trasformata, quindi siamo a 5-0. Solo per ricordare, allora il Verona faceva parte del secondo girone, aveva chiuso la prima fase del campionato al secondo posto, mentre l'Udine è al terzo posto. Attualmente nella classifica di pool promozione il Verona si trova al secondo posto con 11 punti e l'Udine purtroppo al penultimo posto con un punto soltanto. Quindi oggi siamo fiduciosi, speriamo che vada bene, di riuscire a portare almeno questa partita a casa, anche perché siamo reduci da 3 sconfitte di fila
anche se non sconfitte pesanti, però insomma anche per risollevare un po' il morale dei nostri giocatori, ecco. Quindi in questo momento Verona 3, Rugby Udine 0? Verona 5, Rugby Udine 0. Perfetto, beh, perfetto neanche tanto, Va bene. ma vabbè. Purtroppo. Cerchiamo di portarsela a casa oggi. Grazie Speriamo Martina. bene. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao, che tardi. grazie. Nel frattempo, purtroppo per gli amici che ci seguono a Trieste, l'Alto Vicentino è andato in vantaggio sulla Triestina e quindi Alto Vicentino 1, Triestina 0. No, perché il nostro Marco, che non l'ho neanche interpellato, ma lui è troppo avanti, prima mi ha detto sì, ok, prima è come hai detto tu, vantaggio, ma subito pareggio della Triestina 1-1. Quindi molto bene, grazie Marco. Grazie Marco, un bacione. ovviamente. Senti, adesso c'è il mio amante virtuale. Un attimo, perché a Monrupino la Fenadora è andata in vantaggio con Cras Repen, quindi Cras Repen 0, la Fenadora Cras Repen 0, la Fenadora 1, appunto. Prego Gemma. Sì, il mio amante virtuale, dicevo, da quando ho lui adesso tutti mi chiedono di uscire, non capisco perché, deve aver fatto un certo tipo di pubblicità. Comunque c'è Fabio Campagnol che ci parlerà non della nostra relazione virtuale, Sì. ma di Charlene Smuzzane e San Vitese. Bene, nel frattempo l'Unione Arzignano va in vantaggio col Belluno, questo è un risultato clamoroso, e quindi Belluno 0, Unione Arzignano 1. È sempre stata lei. Fabio, con chi stai parlando? No, scusate, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ho lanciato una moda con la Gemma. Cosa? Non ho fatto pubblicità a nessuno e lei mi dice che tutti adesso la invitano fuori. Sì, La moda hanno dei pacchi, perché ti invitano, dopo ovviamente No, tirano un più che pacco altro come tutti, lui. tutti le offrono una serie di ortaggi vari, no? Avendo saputo che è vegetariana. È vegetariana, esatto. E sono i soliti ortaggi di cui si parlava nelle altre puntate, capito? Sì. Solo che sai, a mangiare sempre pasta asciutta poi ci si annoia, no? Allora, lei ha chiesto varietà strane, però alla fine tutti propongono lo stesso tipo di verdura, di ortaggi, non si capisce come mai. A me ha chiesto la melanzana, io sono rimasto un po' interdetto. Ma aspetta, Ma sai che esiste anche la patata viola? Carote e cetriolo, ero preparato per quello io. però possiamo discutere di melanzana, perché ci sono diversi tipi di melanzane, Sì. Certo. C'è quella fatta così, quella fatta un po' più stretta, fusolata. Comunque, intanto che voi scherzate, oggi in campo a Carlino c'è una partita importantissima. Soprattutto molto difficile. Molto difficile. Molto difficile. Un Cerlins che deve vincere per non perdere il contatto con la prima e tenere a bada un po' le inseguitrici. Sì. Ma c'è una San Vitese che deve vincere anche essa per forza, perché deve, secondo me, togliersi un po' di impiccio dalla posizione di classifica che non gli rende giustizia a una squadra come la San Vitese. Questo è un mio modesto parere. Quindi? E niente, adesso aspettiamo l'inizio e spero di aggiornarvi al meglio. Ecco, calcola che noi abbiamo anche tanti amici da San Vito Tagliamento, quindi siamo un po' in mezzo tra l'incudine e il martello in questo momento, no? Ma infatti non so se hai notato la suonata di violino in sottofondo che ho. Ecco, appunto. Poi abbiamo Eleonora Mazzari che è molto legata a Daniel, che ci fa i collegamenti da San Vito Tagliamento, e sì. Sarebbe brutto anche per Eleonora, no? Se gli date un 5-0 alla San Vitese, 4-0. Potrei piangere qui nel mio angolo. Potresti piangere. Ma tanto c'è Alvise che ti consola, non preoccuparti. Ma Alvise lo vedo più... Lo vedo molto interessato a Ilaria, Più interessata alle bionde, sì. Con l'occhietto destro sta proprio osservando Ilaria. No, ma per lui, guarda, posso garantire, non fa prigionieri, bionde, more, uguali, no, assolutamente. Lui, diciamo, mette il becco dappertutto. Mette il becco ovunque. Poi da quando ha messo gli occhiali anche riesce. Vabbè, capirai Fabio che adesso che non ci vedi capirai da domani chi è Alvise, perché stiamo parlando così. Va bene. Intanto buona domenica a voi. Ci sentiamo più Grazie, tardi. buon pomeriggio a te, naturalmente in bocca al lupo agli amici del Charlene Smuzzane. Allora, ricapitoliamo ciò che sta succedendo in Serie D, perché è veramente un inizio scoppiettante, siamo più o meno al 23esimo minuto. Alto Vicentino Triestina 1-1, Belluno Arzicampo 0-1, Bianco Scudati Padova Fontana Fredda 0-0, Clodiense Mori Santo Stefano 2-0, Drota Mai Giorgione Mezzocorona 0-0, Cras Repen La Fenadora 0-1, Legnago 1 Pro e Sacilese Montebelluna 0-0. Ho sbagliato qualcosa? No, tutto giusto, però sono arrivati un po' di messaggi per le nostre belle donne in studio. Assolutamente. Allora, Guarda se è scritto anche Alvise, perché lo vedevo prima lì con la zampetta che... Ma guarda, io al Vise veramente, visto che siete uguali, potremmo anche far cambio.
Poi è più simpatico perché se non altro sta zitto. Allora, è arrivato un messaggio per Eva, dice: sei sempre bellissima, ogni domenica tifo sempre per te, by Charles. Poi un salutone. No, scusa. Chi è? Charles adesso. È un amico. Amico quanto? Amico. Allora, amico. Friendzone? No, amico. Amico da sfumatore di grigi o... Amico nel senso letterale del termine. Sì, ma sai che c'è una gradazione di amici, vero Jacqueline? Dammi una mano. È un buon amico. Tu che sei donna di mondo, tu che vivi la vita, Ci sono vari tipi, come ci sono 50 sfumature di grigio, ci sono 50 sfumature di amici, vero? Assolutamente. Ma se detto sei un amico, è un amico. Vedi? No, non mi piace questa solidarietà sudamericana a me, bisogna smetterla qua. A proposito di Jacqueline, un Eccoci. salutone alla Jacqueline by Omago. Chi è Omago? Chiedilo, chi è Baio? Se non lo sai tu, non sai chi è Omago. No. Vedi che non sono Salutalo. Ecco, salutalo tu Grazie, Jacqueline. Omago. Salutalo, ecco. Poi, E poi è arrivato un messaggio che non parla di belle donne, dice: perché non parlate dei campionati primavera dove si vede ancora un calcio genuino nonostante le esternazioni di Arrigo Sacchi? no, l'amico ha pienamente ragione, solo che già abbiamo difficoltà, perché la redazione di Pordenone, dovete sapere, sono persone un po' anziane in redazione a Pordenone, no? Allora, già seguire... Molto. Molto anziane. Molto anziane. Allora, già seguire Lega Pro, Lega Pro, Serie D, eccellenza è difficile. Poi hai ragione per i campionati primavera che sono molto importanti, solo che sarebbe anche difficile, troppo impegnativo per questo tipo di trasmissione, seguire anche i campionati primavera che tra parentesi giocano di sabato, se non mi sbaglio, e sarebbe proprio difficile seguirli perché se giocano di sabato bisognerebbe fare i servizi, eccetera, non abbiamo queste possibilità tecniche, ecco, giusto per rispondere all'amico. Poi un altro messaggio dice: super gnocche le ospiti in studio, la presentatrice con la gonna rossa la porterei a cena fuori. Firmato Dennis O. Dennis Omago è quello di prima o Dennis O e basta? È lo stesso. È un suo amico. No, è un altro. È il suo amico, giustamente. Guarda, allora, se vuoi, stasera la trovi al Morenita a partire dalle 18, la inviti a cena e te la spupazzi per È bene a gradita cena. la cena, grazie. È gradita la cena? Tanto lei non è vegetariana, no? Lei non è vegetariana, lei piace il salame, l'ha ribadito più volte. Allora, non per collegarmi al salame, abbiamo un grandissimo maestro di musica che è Giuseppe Parente, che oltre ad essere un bravissimo maestro di musica, canta benissimo e suona benissimo il piano. Ci fai il primo brano, dopo parliamo di tutte le altre cose che abbiamo un sacco di cose da dire. Prego. Non lo presentiamo, lo ascoltiamo. Presentalo pure. Vabbè, un classico di Lucio Dalla. Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, scioglie il sangue di te bene. Vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce
c'è anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima, mi credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene, sai, è una catena ormai, scioglie il sangue di te bene, di te bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così divento tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come una scia di un'elica. Te voglio bene, sai, ma tanto tanto bene, sai, è una catena ormai, scioglie il sangue di te bene, di te Avevo detto che era grande voce, soprattutto, vabbè, pianista non si discute, no? Ma Veramente bravo, sì. Allora, tra poco parliamo con te, perché dobbiamo, prima di andare in pubblicità, dobbiamo tornare, no, dobbiamo avere un collegamento, perdonami Gemma. Sì, ma tranquillo, tanto so come sei. Ti ho detto, voglio il Vise a bene. condurre. Allora c'è il nostro Franco Tonon per parlarci di ISM Gradisca Cordenons. La partita importantissima per l'ISM Gradisca quest'oggi, che incontra un Cordenons veramente in salute, vero Franco? Salute. Sì, buongiorno, sono Buongiorno. presidente dell'Itala qua. Giornata dura, giornata per fortuna si è calmato il vento, perciò le condizioni non sono proibitive. Affrontiamo sicuramente un avversario quotato e dura, cercheremo in qualche modo di fare i punti perché in questo momento la classifica scotta e servono. Mi dispiace perché sì, il Cordenons ha fatto un ottimo campionato fino adesso con qualche sfortuna in qualche incontro che meritava qualche punto di più di quello che hanno in classifica. Perciò la classifica è un po' bugiarda, perciò per noi sarà ancora più in salita oggi, tutto qua. Bene, partita che comincia, è già cominciata o sta per cominciare? In questo istante è cominciato il terreno di gioco, è buono, nonostante le 4 gocce di pioggia che ci sono state, però si è calmato il vento per fortuna. Perfetto, allora Franco, linee Va aperte bene. per seguire insieme a te questo importantissimo ISM Gradisca Sì, va bene. Cordenons. Grazie a Franco. Sì, non so se dica in bocca al lupo, cosa si dice, comunque hanno bisogno di tutti gli animali possibili. Anche oggi, la balena, grazie. tutto quello che vuoi, guarda, lupi, Salve, balene e esatto, quant'altro. salve. Grazie, Va bene, grazie a salve. Franco. Salve. Allora, il gioco, perché cominciano Un per due. la serietà, la serietà? È iniziato ovunque tranne a Milano, la Serie A. I soliti ritardatari, sarà l'elicottero del capo che non riesce ad atterrare perché c'è vento, vai tu a sapere cosa succede a Speriamo che non atterri. Speriamo che non, no, magari speriamo che precipiti. Ecco. Cioè, Ad ogni modo. Questo ha rifiutato 1 miliardo di euro, ragazzi. Beato lui, che buono. 1 miliardo, non 1 milione, 1 miliardo. Col GL, 1 miliardo, vale di più. Prego. Niente, insomma, 4 spiccioli. Giusto per fare la spesa la sera. No, per Esatto. bere 2 birre da Moreno, ecco. Esatto. Capendo Garedo. Va bene. Comunque le partite d'oggi sono Milan-Cesena, Verona-Roma. Sì. E se indovinate i risultati vi porterete a casa 6 bottiglie ad etichetta Pascià, 3 di Tokai e 3 di Merlot. Allora, di bottiglie, scusa. Ad etichetta Pascià. No, No! di bottiglie. Bottiglia. No, di come hai detto prima. Normale. Bottiglie. Jacqueline, di bottiglie? Bottiglia. Uguali, Bottiglia.
Mi metterai in testa io fossi in loro. Allora c'è un messaggio, salutiamo anche gli amici che ci stanno scrivendo per il gioco anche se non si firmano, e un messaggio dice così: date un abbraccio fortissimo a Isabella e ditele che le voglio un bene immenso, grazie da parte di Enrico. Tuo fidanzato? No, si chiama Alessio. Si chiama Alessio. Bene, quindi ne hai un altro. Ecco, abbiamo trovato il secondo fidanzato per Beh, ma Isabella. lui dice che le vuole bene, sarà un amico, no? Sì. Ma siamo sempre lì, come diceva Jacqueline, ci sono 50 sfumature di amici, no? Certo, il nuovo programma della De Filippi. Allora, potrebbe essere un'idea, è questa. e c'è un Enrico da Padova, che è un altro messaggio questo, che dice: complimenti per il programma e alle splendide ragazze in studio, proporrei una passeggiata in studio per ammirarle. Hai capito, Enrico? Rimani lì faremo la passeggiata in studio. Va bene, allora noi ci fermiamo, c'è la pubblicità. Non dirlo. Stappiamo la bottiglia? Fatta. Magari Io mi ci tiro un sto, po' io su, ci no? sto. Va bene, ci vediamo tra pochissimo, non andate via, grazie. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Sono gli ultimi giorni della grande svendita Realizzo. Mobilificio Le Narduzzi, cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, su 3.000 metri quadri di esposizione, con sconti fino al 70%. 70%! Ma solo per pochi giorni. Mobilificio Le Narduzzi a Rauscedo. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.
La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Eccoci signori, siamo ritornati l'altra domenica. Il nostro conduttore nel frattempo si è perso, non vi dico cosa è andato a fare perché è meglio. E ad ora diamo la parola ad Alvise e Giuseppe. Scusami Eva, ma sai cosa ha detto Enrico da qua dietro? Tutto in mano ad Eva e da Eleonora. Adesso vedi te, visto il livello della trasmissione. Perfetto. Intanto, allora, visto che non c'è, possiamo parlare male degli assenti. Prima GP mi ha tratta in inganno e mi ha fatto dire che Fiorentina Torino giocava alle 3, invece gioca alle 20:45. Io aspettavo che iniziasse con trepidazione, poi... Perché non vedevi l'ora di vedere Fiorentina? Torino, ovvio. Sai che ho un debole per il Torino. Ma allora, io devo capire per chi non hai deboli, perché sei tifosa dell'Inter, lavori con l'Udinese e comunque sei tifosa dell'Udinese. Hai debole per il Torino, te li passi tutti, insomma. Alla fine della fiera, no? Calcisticamente parlando. Vabbè, tu vuoi le altre cose. Nel frattempo il maestro con Alvise, come sta Alvise? Bene? Mi ha chiesto se gli potevo dare 2 capelli, però ho detto guarda. Comunque da notare che Alvise c'ha 50 sfumature di grigio. Appunto, benissimo. Anche GP sa per quello. Allora GP, scusami, salutiamo Stefano che ci fa i complimenti per la trasmissione. Salutiamo Enrico. Enrico che ha chiamato il tuo telefono, ha dovuto rispondere Enrico Tolusso, il maestro. Ciao Enrico, ciao caro. Che sono la tua badante. E poi no, questo l'ho già letto. Allora diamo la linea al nostro Robby Visintin. Prima però ti avviso anche che in eccellenza sono cambiati 2 risultati. Uno ce lo dirà Robby, anche se non ci posso credere, e uno invece riguarda Oltre Vesna 1-0. Ecco, questo è già un risultato clamoroso che l'Oltre, per l'amore di Dio, ripetiamo, la nostra scuola di simpatia ci fa piacere, però ricordiamo che il Vesna è terzo a pari merito insieme al Cordenonse, quindi in classifica dell'eccellenza ovviamente. Oltre Vesna 1-0 e clamoroso a Corno di Rosazzo. Prego Roberto. Eccoci qua, sì, effettivamente dovuto a un'incomprensione tra il nostro portiere Carli c'è stato un gol da parte del Corno con il numero 7 De Blasi. Appena cominciata la partita neanche capito dove siamo ancora e purtroppo siamo sotto di 1-0. Beh, ma come si dice sempre... Sì. Dico, come si dice sempre in questi casi, ci sono... Tanti di questi, ci sono 35 minuti del primo tempo e tutto il secondo, voglio dire, quindi tutto il tempo... Sì, beh, c'è tempo per recuperare sicuramente, però sicuramente non siamo partiti con il piede giusto, ecco, questo è fuori di dubbio. Bene, quindi 2 risultati clamorosi, Oltre 1, Vesna 0 e Virtus Corno 1, Monfalcone 0. Bene, Robby, grazie e naturalmente linee aperte per vedere questa che secondo me diventerà una partita molto divertente, Virtus Corno Monfalcone. Gemma. Grazie a Marco che ci avvisa che per quanto riguarda la partita Alto Vicentino Triestina sono 2-1. Beh, purtroppo io spero che la Triestina ce la faccia, ma sul campo dell'Alto Vicentino quest'oggi sarà molto molto dura. Vero Silvia? Perché ridevate? Stavo guardando il Milan. Ecco. Al terzo minuto hanno annullato un gol a destro del Milan in fuorigioco e si commentava, io e Moreno durante la pausa pubblicitaria, che se era a sinistro era buono, era valido, ma se è dato destro non vale perché abbiamo Renzi, il capo del governo, quindi tutto ciò che fa parte di destro o destra non vale. Gemma, si annulla, quindi Macan è destro. A prescindere è come col Pordenone ieri, a prescindere si annulla. Gemma. C'è un altro messaggio che dice: ciao GP, fammi un saluto al Muflone e alla Silvia e un saluto anche alle ragazze, ma il Muflone è il Muflone, da Giorgio Emanuel. Ciao Giorgio, ciao Manuel, che poi Giorgio doveva essere qua oggi pomeriggio insieme alla Michela, invece Michela è a Milano e Giorgio invece è a fare un trasloco. Benissimo. Il suo trasloco? Perfetto. Ah, quindi farà la festa quando inaugura casa? Sicuramente. Benissimo, quindi speriamo non sia di sabato perché sennò la domenica io non ci sono in trasmissione. Prego. Ci scrive anche Pierpaolo Roma, dice un bacione a Giada e Isabella, siete bellissime. Pierpaolo Roma è fratello di Isabella Roma, immagino. Felice. Oh, hai visto che bravo, Felice arrivo, eh? Sì, lo vedete male. Prego Gemma. No, scusami, stavo evadendo la tua posta. Ecco, siamo a posto.
Siamo a posto con la posta? Siamo a posto con la posta, sì, perché stanno arrivando ancora i risultati per il gioco. Ricordiamo, si può giocare fino a che ora? Fino alle 16:15. Ecco, benissimo. Quindi ancora un'ora. Allora, in Serie A non succede nulla, Eleonora? Assolutamente, posso dormire anche un pochino. Lì ti vedo difficile dormire, eh? Sì, no, non è di... Forse Alvise dorme così. Ti stai alvisizzando? È la vicinanza a te. No, all'Alvise in questo caso. Ecco, allora ricapitoliamo quello che sta succedendo in Serie D, perché in Serie D stanno per concludersi i primi tempi, mancano pochissimi istanti. Allora, Alto Vicentino Triestina 1-0, Belluno Arzicampo 0-1, Clodiense, scusatemi, Bianco Scudati Fontana Fredda 0-0, quindi bravi gli amici di Fontana Fredda che riescono ancora a tenere sullo 0-0 il risultato a Padova. Clodiense Mori Santo Stefano 2-0, Drotta Mai e Giorgione Mezzocorona 0-0, Cras Repeng La Fenadora 0-1, Legnago Union Pro e Sacilese Montebelluna 0-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, solamente due risultati variati, ovvero sia Oltre Vesna 1-0 e Virtus Corno Monfalcone 1-0. Oh, allora io direi, vediamo con la regia, con Moreno e con Silvia, vediamo quelli che sono gli highlights di ieri, no? Cominciamo ad analizzare questa splendida partita, perché è stata una bella partita del Pordenone, su questo non c'è da dire niente. Cremonese Pordenone, naturalmente la qualità delle immagini ce ne scusiamo, ma non le facciamo noi, ci vengono passate, e questa è la prima azione della partita, l'unico attacco, diciamo, insieme a questo della Cremonese del primo tempo. Poi possiamo dire, Moreno, non hanno più visto la palla la Cremonese. Dopo. Neanche la porta. Cioè, neanche la porta, esatto. E poi comincia la partita del Pordenone, ecco la prima azione, si parlava dell'espulsione, eccola qua, e ultimo uomo, Denis Macan steso. Agganciato di brutto, ecco. Stranamente... Poi si prosegue appunto della partita, di nuovo un tentativo con un bel tiro da fuori di un attaccante della Cremonese che però Carreri controlla abbastanza agilmente. Ed ecco un'azione abbastanza clamorosa, un gol purtroppo sbagliato da Denis Macan. Devo dire in questo caso molto bravo il portiere della Cremonese che ha intuito da che lato andava Denis. Sai che noi siamo pro Denis, quindi... Sì, anche ma anche se non c'è lui a Pordenone sì, difficile che si viva ancora. Esatto. Ecco un'altra azione nel frattempo, purtroppo un colpo di testa di Migliorini, mi sembra, la palla finisce alta sulla traversa. Poi c'è l'azione incriminata del gol annullato, eccolo qua, cross al centro, purtroppo con le immagini non si capisce. Non si può stabilire con assoluta certezza se fosse fuori gioco o meno, esatto. Comunque nel dubbio ho preferito annullarlo. E adesso arriviamo alla rumba dei rigori. No, questa è un'azione di Denis, scarda il portiere al centro per Migliorini, che però si fa impattare dai due Franchini, scusami. Lì sulla palla c'era scritto Migliorini, basta spingere, sì. Invece lui ha tirato, ha fatto il contrario, quindi... Esatto. Un altro svarione della difesa della Cremonese, col portiere che però riesce ad allontanare, nessuno dei due attaccanti del Pordenone riesce a incrociare la palla. Ecco uno dei due rigori incriminato. Palla a Denis, va verso la porta, viene tirato giù in questa maniera. Forse Denis non ha accentuato dopo le vedremo con calma, non ha accentuato il tuffo, no? Vabbè, ma cioè, non è che uno deve morire mentre cade, se ti stendono, ti stendono. Perché se accentuava il tifo... E questo è il rigore più clamoroso di tutti. Palla al centro, vedete l'attaccante steso, qua non vediamo il replay, no, qua c'è anche un replay adesso, mi sembra che la Lega qua ha fatto il replay. Sì, ha pensato bene di espellere Simoncelli, perché vedete Simoncelli due giornate secche adesso. Vedete quello che dicevo prima, che siccome era in panchina si deve togliere il frattino e la tuta perché l'arbitro deve vedere il numero. Eccolo qua. È strano che sia riuscito a vederlo, perché il numero, dico, perché non vedeva niente, quindi... Ecco. E qua appunto il replay, vedete, se non è rigore questo. Sì, non so cosa possa essere. Comunque il Pordenone continua a attaccare tutta anche il secondo tempo. Qua un tiro sempre di Denis, purtroppo parato dal portiere. L'ultima azione è della Cremonese. Bravo Gianni qua. Esatto. Comunque questi sono gli highlights, ma tutta la partita è andata così. Eccoci qua. È un vero peccato Moreno, no? Perché questi qua sono veramente un peccato, cioè ormai non si può neanche dire che è un peccato, perché di queste situazioni ci presentano una domenica sì, una domenica no, anche sì. A parte l'ultima partita che abbiamo giocato, che abbiamo perso mercoledì sì, 2-0, nella partita precedente lo stesso, cioè, continuano sempre a esserci queste sviste, chiamiamole sviste arbitrali, sì. Però una volta è un errore, due volte è un errore, tre volte è un errore, alla quarta volta comincio a pensare che non sia più un errore. Ma che sia anche qualcosa, non so,
c'era Lottito che ha telefonato perché non voleva il Carpi Sì, e il Frosinone in Serie A, avrà telefonato qualcuno che non vuole il Pordenone che rimane in Lega. Però a questo punto mi viene da pensare così, francamente, perché non è possibile che puntualmente si verifichino sempre questi episodi e tutti a sfavore del Pordenone. Sì, perché poi di solito gira la fortuna ogni tanto. No, ma non si parla proprio di fortuna, cioè questa è una cosa mirata, non c'è niente da fare, Io non mi ricordo sinceramente favori da parte degli arbitri del Pordenone a favore del Pordenone. Anche perché quando si sbaglia per l'uno di o per solito sì, l'altro, esatto, cioè, di non solito è che alla si fine può... partita c'è abbastanza equilibrio tra No, gli ma a errori. fine stagione ti fai O a più o fine meno, stagione, bene o male, insomma. Le cose si compensano, Sono per casi, carità, certo. L'arbitro è un uomo, può sbagliare, su questo però Poi ricordiamo che non in Lega può Pro sbagliare gli arbitri sono sempre. molto giovani, no? Perché sono tra virgolette inizio carriera. Sì, ho quindi- capito, sì. però... Però li troviamo tutti noi, cioè. Vabbè. Abbiamo Gemma lì ansimante col microfono. Che ansimante, Ma ma così ci devo credo. dire pure qualche cagata, Dai. no? Scusa. Allora ci sono due variazioni, una in eccellenza, Zaule e Tolmezzo, Aia 0-1 e una invece riguarda la Serie D, ma ce la spiega subito Pier Antonio Stella. E allora andiamo subito a Sacile, vediamo cosa succede. A te Pier Antonio. Sì, Giovanni, proprio in scadenza del primo tempo, Sacilese in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Riccardo Baggio, che ha spiazzato il portiere trevigiano Nicola Rigo, rigore procurato per un fallo di Giglio, ammonito nella circostanza ai danni di Beccaro, in questo momento il migliore in campo. Un vantaggio che tutto si può dire tranne che non sia meritato per la Sacilese, che è veramente stata protagonista di un'incredibile mole di occasioni sfumate per un soffio. Nota dolente invece, altra tegola per Gironelli, poco prima proprio del rigore, Beccia, che era anche lui non al meglio in quanto reduce da influenza, ha alzato, come si suol dire, bandiera bianca e ha dovuto lasciare il posto a Federiva. Ricordiamo, Sacilese già priva di Sottovia, che appunto stamattina ha avuto anche lui un improvviso attacco influenzale, ha dovuto dare forfait. Comunque, pur con questa defezione, Sacilese che sta vincendo 1-0 al termine del primo tempo qui al 25 aprile con il Montebelluna, e ovviamente se non ci sono domande ci risentiamo nel secondo tempo. C'è un'affermazione, perché in questo momento con la coincidenza che il Belluno sta perdendo avete scavalcato il Belluno in classifica. Questo dice la classifica, ovviamente attendiamo poi il responso finale, però in questo momento la Sacilese sarebbe, appunto, se finissero così le partite, la Sacilese appunto sarebbe al terzo posto. Esatto, a 6 punti dall'Alto Vicentino mi sembra, 6, sì. Sì, a 6 punti dall'Alto Vicentino, che appunto, se non sbaglio, sta vincendo contro la Triestina. Esatto, sì, 2-1, sta vincendo 2-1 con la Triestina, esatto, sì. Perfetto, grazie Pier Antonio, ci sentiamo più tardi. A più tardi. Grazie. Io vedo Alberto molto attivo questo pomeriggio. Sì, adesso si sta per addormentare, esatto. infatti. Sono concentrato sulle partite, a dire la verità. Attenzione, fermi tutti. Chi è in vantaggio? L'Empoli. È segnato un giovane? No. Sì, è un secondo, sai che diretta gol ci mette sempre il suo tempo tecnico per aggiornarmi. Comunque Sky, che è un po' più attiva, mi dice che è in vantaggio l'Empoli. Ti dirò il marcatore non appena lo sai. Non appena lo saprò. Guardare lo schermo, forse lì compare. Comunque è una bella azione da corner, colpo di testa al centro dell'area. Non è il solito maccarone, ma è Rugani potrebbe essere. Vediamo che diretta gol. Rugani. Probabile. Rugani. Bene. Non lo sa, no, diretta gol ha scritto solo gol, score. Beh, è già qualcosa, voglio dire, sì. Gemma. Benissimo. Il risultato è quello che conta, GP. Esatto. No? È un gioco di squadra, quindi. Allora c'è un Rocco, si chiama così questo amico, dice: potete dare la parola alle ospiti per contemplare non solo la loro bellezza ma anche la loro testa? Bella, perché tra l'altro sono tutte acconciate benissimo, quindi Sì, secondo me... Da dove scrive? Da un'isola? Rugani, confermo. Non l'ho capita. Come no? Ah, ma io non, allora quel programma non lo guardo perché Vabbè, ma dappertutto si sa dove Marco Rocco, Baldini, scusa, me l'hanno escluso per un Rocco chissà chi e quindi io non lo Ma guardo. lui non è un Rocco chissà chi, vero? Giada, Solo perché fa la Ilaria, pubblicità Jacqueline. in TV, Cioè, è famoso. In Italia chi è Rocco? Ilaria. È famoso per Nereo i suoi Rocco. doti. No, Nereo, Rocco di nome, non di cognome. Chi è Rocco, Ilaria? Per i suoi doti, diciamo. Quello che fa porno. Quello che fa porno benissimo è Jacqueline. Chi è Rocco? Sinceramente non ho mai guardato nessuno dei suoi
so che lavoro fa, ma non l'ho mai Ma non guardato. occorre guardarlo, però non l'hai ci vuole tanto presente. per capire, certamente. Faceva anche la pubblicità delle patatine. Esatto, che lui le ha provate tutte. È vero, faceva così la pubblicità delle patatine. Le ha provate tutte, ma ha trovato finalmente quella che gli piace. Probabilmente le avrà provate tutte, sicuramente. Esatto. A te piacciono le patatine, Isabella? Sì. Anche tu le hai provate tutte? No. No. Bene. Devo stare un po' attento con loro, no? Guarda che è innocente. Infatti, no. Tu invece di patatine, Alberto, sei esperto. No. Vabbè, scusa, qua sì. Ho buon gusto, dai. Hai buon gusto. E non sei esperto di patate? Esperto no. No. Preferisci altri tipi di tuberi? No, assolutamente. No. Benissimo la Comunque patata. c'è anche il cantante Rocco Hunt, potrebbe essere lui. No? Quello lo conosci solo tu, veramente. È andato a vedere su Google. No, per notare il messaggio di Rocco, adesso non gli stiamo rispondendo malissimo. No, perché era una battuta, mica si può offendere. Sì, no, infatti non c'era. Io Aspetta, assolutamente. Isabella, vuoi dire qualcosa a Rocco che ha detto che dovete anche parlare? Non Segnato il Milan. Ha segnato il Milan? Aspetta c'è il terremoto, succede qualcosa? No, ma tranquillo, si può esultare. Sì, puoi esultare. Vai Alberto. Vai Alberto. Buona avventura, gol del Milan al 22esimo. Galliani ha sempre la solita faccia da Fester. Mamma mia. Non so se avete notato che anche oggi ha la cravatta a oro. Sì, perché porta fortuna. Ma dai, tu questi inediti. Però non tutti i pelati sono brutti, è vero? No, assolutamente. Noi al Pordenone abbiamo Franz Rizzi nudo e noi vanno a Galliani con... puoi mettere, è la stessa cosa. Vabbè, Gemma. C'è un'altra variazione in eccellenza, il Vesna pareggiato, quindi oltre Vesna 1-1. Infatti io dicevo già prima che c'era il vantaggio dell'oltre. Ha segnato anche il Palermo. Ai, bene per il Palermo. Sei più veloce di chi alzo la testa. Io perché non ho Mi sembra di essere al quizzone della... Perché tu sei affascinata dal Vise che è proprio davanti a te, per quello tieni giù la testa, no? Ovviamente. Dunque, il Palermo è in vantaggio, attenzione, a Roma, molto importante con la Lazio. Lottito va bene che il Palermo sia in Serie A, Moreno, perché non ho seguito. Il Palermo può stare in Serie A per Lottito? Sì, mi sembra che non abbia nessuna obiezione in merito. Anche se oggi sta vincendo con la Lazio. Sì, ma sono cose così, cioè non ha obiezioni. Non so se in si merito. può dire in televisione, ma non è che il presidente del Palermo sia tanto meglio del presidente della Ma Lazio. poi è un mito, dai. E poi alle da iello del Friuli. Comunque il marcatore mi è sconosciuto, Dybala. Ma come? Dybala è sconosciuto, cavolo. È terza in classifica ma il Palermo non lo seguo, vedi, è una squadra che non tifo. Perché è troppo a sud, no? A te piacciono le cose del nord. Che te devo dire? Dybala anche un bel fioltro. Non fa il portiere. Non fa il portiere, no, assolutamente, sai. Non fa il portiere. Allora io direi che andiamo in pubblicità, l'anticipiamo un attimo adesso, così dopo abbiamo ancora tanta musica. Io me ne vado a Casarsi, vediamo le quote per giocare al gioco 1 per 2. Così mi saluti anche la Chiaretta. Ti saluto la Chiaretta perché va in vacanza la Chiaretta. Che bene, beata lei. Per 2 settimane, infatti anch'io non ci sarò per 2 settimane perché vado in vacanza. Roma ha segnato no. La nostra Roma sarà contenta. La nostra Roma, Isabella? Sì. Che tifa Roma. Chi ha segnato della Roma? Totti. Allora, facciamo così. Io mi metto al pianoforte, tu vieni sullo sgabello. Allora, scusa, non lo dico più. Ho capito che tu devi dire i risultati, io siccome sono preso, allora... No, va appassionato di calcio. No, ma va benissimo, soprattutto perché oggi la mia connessione internet fa un po' schifo, quindi sono tipo indifferita, no? Quindi mi aggiorno con la calma, quindi va benissimo. Quindi in questo momento le 2 partite sono 1 per Milan Cesena e 2 per Verona Roma. Qua qualcuno aveva detto 1-2? Sì, lei mi sembra. Jacqueline aveva detto Milan 1. No, vabbè, preferiva Verona. No, io tifo simpatia per il Verona perché ho degli amici che giocano a Verona, però sicuramente vince la Roma. Avevi dato vincente il Milan 1-0. Certamente. Tu invece avevi detto Milan Cesena? Cesena. Chi vinceva per te, Milan Cesena? Milan hai detto. Milan. Quindi voi tutte e due state vincendo le bottiglie di vino. Benissimo. Tornerete a casa belle allegre, va bene? Allora, ci fermiamo un attimo, ricordate continuate a giocare ancora per 3/4 d'ora con noi qui all'altra domenica, quindi? E quindi ci vediamo fra 5 minuti? Un po' meno, dai. Sì, forse vediamo fra poco. Se Gemma dirci qualcosa magari dopo. No, non ci calcola Gemma. Vabbè dai, non importa. No, ma lei è lenta, vedi, è lenta, la chiamiamo in Ma è domenica, va bene così. Va bene, ci vediamo tra poco. Speriamo si svegli dopo.
Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Megit Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Sono gli ultimi giorni della grande svendita Realizzo. Mobilificio Le Narduzzi, cucine, soggiorni, camere, camerette, divani, su 3.000 metri quadri di esposizione, con sconti fino al 70%. 70%! Ma solo per pochi giorni. Mobilificio Le Narduzzi a Rauscedo. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella. Perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Eccoci qua, siamo ritornati alla domenica, Sì. vero? Sì, siamo qua. Questa volta non mi ha lasciato. C'è un po' di gente in giro per lo studio naturalmente. Abbiamo Gemma che più o meno ha la figura di Alvise in questo momento. No, caro, è inutile, sei tu Alvise, identico a te. Ti ho detto, stesso Sì, medico, stessi
senza capelli, quindi spelacchiato, non proprio Sul senza becco capelli. possiamo discutere però, eh? Sul becco possiamo discutere, dico. Sì, certo. Senti, volevo dirti che mi ha chiamato Fabio Campagnol per dirmi che gli mancavo. Sì, immagino. E forse c'è anche qualche variazione. Ma secondo me non è che ha chiamato per tutto questo circo ha pareggiato la Lazio Ha con pareggiato la Mauri Lazio. al 33esimo. Quindi Lazio 1, Palermo 1. E chi ha segnato? Mauri. Bene. Ho avuto il tempo tecnico di caricare la pagina adesso. Benissimo, l'importante è caricare. Allora, prego Fabio. Forse. Di Giovanni, è un momento di alta televisione. Assolutamente. Comunque siamo passati in vantaggio con Luca Monti. Ecco, immagino che tu sappia che il Monfalcone è sotto con la Virtus Corno e quindi recuperate i punti al momento persi domenica scorsa. Speriamo finisca così oggi per noi. Sì. Ti sentiamo un po' male, dove sei? Sono in campo a Carlino. Ma sei sicuro di essere in campo a Carlino? Se vuoi ti mando una foto. No, anche perché siccome vicino al campo di Carlino ci sono tante camporelle che magari non stai facendo altro e poi ci informi così. No? Non potrai mai tradire la Gemma. Quindi... Assolutamente. Avevo capito, non ha speranza il nostro inviato collegato di fare le camporelle. No, figurati. Ma ha detto non ha speranze e io l'avevo... Fabio è un vero Latin lover, quindi altro che... non conosco. Per quello io lo conosco. Fa il portiere? Fai il portiere, Fabio? Comandi? Non ho sentito. Se fai il portiere? No. E allora... No, perché c'è Eleonora Mazzari che è assolutamente alla ricerca disperata di un portiere. Disperatamente. No. Metterò Cerca Ma di scusaci, portiere. non ho capito, Fabio ormai è impegnato con me. Oltre che con la sua fidanzata. Ma quella, tanto, è quella ufficiale chi se ne frega, no? Perché adesso siamo nel 2015, quindi non possiamo, no? Fossilizzarci, Fabio. Ma io non mi formalizzo senz'altro, ce l'ho a 10 metri e mi sta già guardando un po' male. Benissimo. Va bene. Va bene. Grazie mille, naturalmente Grazie a voi. ribadiamo il risultato: Charlis Muzzane 1, San Vitese 0. Ci dispiace per gli amici di San Vito Tagliamento, ma è una partita appunto per gli amici della San Vitese un po' proibitiva. Gemma. Sì, c'è il nostro amico Eddo di Brugnera che ci dice: buongiorno, un saluto a tutti. Vi volevo dire che quando la federazione che rappresenta gli arbitri rifiuta la moviola in campo, vuol dire che vogliono loro decidere chi deve vincere i campionati e chi deve retrocedere. Vedi Pordenone. Che bella pesantina questa, no? Sì. Non posso che condividere. Ecco. Assolutamente. No, poi volevo fare una piccola parentesi, no? Perché io prima ho fatto una battuta su Berlusconi, ridicola dell'elicottero, no? Ed è arrivato un messaggio di uno che si è offeso sulla mia battuta stupida su Berlusconi dicendo che questo dà lavoro a tanta gente. Allora, per fortuna, proprio Berlusconi è una persona molto ironica, no? È famosa le sue battute, le barzellette, eccetera. Per fortuna che possiamo ancora fare battute. E che possiamo ancora dire 4 minchiate anche in diretta televisiva, perché se dobbiamo tutti essere, come posso dire, irrigiditi, no? Sul fatto che non posso dire, quando quella di Renzi sul calcinato destro è annullato perché c'è Renzi capo del governo, adesso scrive uno a favore di Renzi. No, forse ha capito male, Com'è? era una battuta, non è che volevi offendere Berlusconi, era assolutamente, una battuta, cioè, appunto. ironia, cioè, siamo tutto meno che sei in questa trasmissione, se ti sei offeso ci sono 1000 canali, cambia canale, cioè voglio dire, non è mica un problema. Berlusconi si presta perché ne Poi Berlusconi si presta, appunto. Prego, Gemma. Voglio vedere se indovini con chi sono collegata. Se Enrico, vogliamo far sentire chi c'è in sottofondo. Sentiamo sottofondo. No, sentite tutto. Perché c'è un tamburi. Prova. Pronto, prova, pronto? Sì, prova 1-2. Abbiamo pareggiato con Gordias al 34esimo del primo tempo. Ecco, avevo appena finito di dire. Adesso siamo in contropiede. Gol sbagliato da Bardini in contropiede. Volevo dirvi peta, ma non era neanche il caso perché eravamo attaccati praticamente. Vi mancava questa battuta, vero? Sì, è un po' che non dici peta, scusa, Torna ai vecchi stili. Mi trattengo adesso. Ti trattieni adesso. Allora, peta, pareggio a Corno di Rosato, Virtus Corno 1, Monfalcone 1. Pensa che pochissimi minuti fa ha segnato Charlis Muzzane. Lo so, ho visto sul telefonino, mi arriva la comunicazione direttamente. Certo. Ha segnato Monti, ho visto. Benissimo. Ma comunque
dopo vedremo a fine partita come saranno i risultati. Certo. Va bene, allora grazie, naturalmente Volevo sempre solo linea dirvi aperta. che è una partita un po' difficoltosa da parte di tutte e due le squadre, perché tira un vento da est e quindi non è facile giocare con il vento. Vento Chi da ha est che giocato voi, al calcio lo sa. vento da est che voi di Monfalcone conoscete molto bene, ovviamente. Come Bora. La Bora, appunto. Perfetto. Grazie D'accordo, Roberto. a voi. Nel frattempo a Verona è cambiato. A Verona è cambiato il risultato perché su calcio d'angolo ha segnato l'Hellas Verona con gran gioia di... Sì, ha segnato... Ha segnato... Chi ha segnato? Chi ha segnato? Non me lo dice. Non te lo dicono? Neanche Sky lo dice. Neanche comunque- Sky, me l'ha Un bel nessuno. colpo di testa in mezz'ora di rigore. Forse è autogol, perché il 20... Chi ha segnato, Giuseppe? Penso Moras o Todosilis, mi sembra più Moras. Non voglio... Grande Giuseppe. Mandorini che esulta. Però il dato di fatto è che, che adesso cambia il risultato e quindi è Hellas 1, Roma 1, quindi la Juventus può prendere tranquillamente largo. Jankovic. E da domenica che la Juventus ha preso il largo. Gemma. È arrivato un messaggio che non parla di calcio, un messaggio per Eva. Dice: oggi non riesco a seguire la puntata, ma ti penso lo stesso. Firmato G. Che non sono io perché Che è quello della settimana scorsa. Brava. Del caffè, vedi? È il famoso punto G? No. No, non lo so, è G, sei sul punto. Ringrazialo, ti ringrazio. Visto che non ci segue, ringrazialo, scrivigli un messaggio no? Va bene. Allora, maestro, cosa ci canti, cosa ci suoni adesso? Allora, un altro classico della canzone italiana, Un'avventura di Battisti. Ah, bello. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Non sarà un'avventura, non è vento che col vento può fermarsi, ma vivrà quanto è il mondo, fino a quando gli occhi miei hanno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, è quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà.
dicevo io, Leonora, è autogol, quello del Verona. C'era una pareggio. deviazione di Keita e di Astori. Sì, comunque il gol probabilmente lo danno a... Jankovic, no, aspetta, Jankovic, sì. Mi sembra di essere tornata a scuola. Ecco, esatto, più o meno. Ma perché vi siete così a scuola, non credo. No, ma andavo coi tacchi, quello sì, non così alti, però. No, vestita così? No, mi sedevano fuori e mi lasciavano lì. Allora, Era un'altra epoca. Era un'altra epoca, eh? Un'altra epoca. Eri bimba bimba. Sì, si parano gli anni 70. Bimba mala. Eri bimba innocente? Cosa che oramai hai perso questa innocenza, no? Perché sono brava, ho anche la laureola, Sì, però con le ali la settimana prossima. Con le ali, sì. Certo. Vabbè. Allora, due variazioni in Serie D, il draw purtroppo va in vantaggio col Tamai, quindi draw 1, Tamai 0 e boom boom a Torre purtroppo per il Torre, scusatemi, Torre 0, Manzanese 2. Quindi due variazioni avevi detto bene in Serie D e una in eccellenza, perché la seconda variazione in Serie D te la dico io, anzi lascio parlare Pier Antonio Stella. Allora andiamo subito a Saccina, il 25 aprile, a te Pier Antonio. Sì, Giovanni, tu hai ricordato in questo momento la sconfitta del Tamai per ora ovviamente, e qui a Saccina invece è maturato il pareggio del Montebelluna. Per quelle due brutte notizie per le formazioni pordenonesi, un pareggio che in questo momento era stato del tutto inaspettato, visto anche la mole di occasioni di cui ho parlato nello scorso collegamento, e la Saccinese aveva ripreso oltretutto il secondo tempo sulla stessa lunghezza d'onda del primo, sfiorando il raddoppio con Beccaro. Invece il pareggio è arrivato pochi istanti fa grazie a un'azione personale di Giglio. Matteo Giglio, ex Tamai, ex Sanvitese, ha preso palla sulla tre quarti a Favrette, è arrivato al limite e con un destro precisissimo ha messo la palla nell'angolino basso alla sinistra dell'incolpevole Favaro. Per cui quando siamo circa al 20° minuto qui allo stadio 25 aprile di Sacile la situazione è tornata in equilibrio, Sacilese 1, Montebelluna 1. Grazie per Antonio, grazie. Partita comunque ancora lunga perché siamo al quarto d'ora dei secondi tempi, che poi ha segnato Giglio. Ieri che stava guardando la partita. Che guardava insieme a noi la partita. Me l'aveva promesso. Ti aveva promesso Mi ha promesso domani segno la Sacilese. Benissimo. Lui me ne ha promessi 3. Per adesso ne ha fatto uno. Vero che l'anno scorso mi aveva promesso che segnava anche al Marano a suo tempo, però insomma vabbè, sono dettagli. Poi vabbè. Comunque è un piacere che un ragazzo di Pordenone che poi è bravissimo, molto giovane, no? Poi è molto alla mano, appunto ieri pomeriggio era con noi appunto a vedere al caffè Nogaredo la partita del Pordenone. Altri risultati variati. Allora, erroneamente vi ho detto che il Carasere Pen stava perdendo, ma d'altra parte io vi riporto ciò che arriva via web. In realtà Carasere Pen la Fenadora è 0-0. Allora, vediamo quando sono passato un quarto d'ora dei secondi tempi, vediamo cosa succede in Serie D. Alto Vicentino Triestina 2-1, Belluno Arzichiampo 0-1, Bianco Scudati Fontana Fredda 0-0, Clodiense Mori Santo Stefano 2-0, Drota Mai 1-0, Giorgione Mezzo Corona l'unica partita sullo 0-0 insieme a Carasere Pen la Fenadora. A Legnago l'Union Pro è andata in vantaggio, quindi Union Pro 2, Legnago 1 ed infine, come abbiamo sentito da Pier Antonio Stella, Sacilese 1, Montebelluna 1. Prego Gemma. No, prego Fabio Campagnol perché mi ha richiamato, non perché gli mancavo stavolta. No, pensavo ti proponesse altri tipi di... No, neanche. No, sentiamo cosa ci dice. Quindi dal tuo tono di voce non credo che siano belle notizie per gli amici del Charlins. Prego Fabio. Allora, mentre voi intrattenete il pubblico con queste belle discussioni, sì, poi si sta consumando una bellissima partita. Lo scadere del primo tempo, che è finito ora, ha segnato la Sanvitese. Era ironico questa bellissima partita? No. Ah, è una bella partita? È una bella partita in quanto un momento prima ha avuto due occasioni il Charlins Mustane che non ha sfruttato al meglio e, come succede nel calcio, fai un gol e poi sento che c'è un po' di bora anche lì da voi, mi sembra, no? Sì. Ecco, sì. Poi c'è la concomitanza che il Monfalcone ha pareggiato con la Virtus Corno. C'è la concomitanza del pareggio del Monfalcone con Goveas. Esatto. Bene, senti, ma sei ancora dentro la tribuna o stai volando via? È volato via. Sì, è volato di fango e quindi no, perché c'è un ventaggio spostato per non vuoi che ti mando la zemma con la Z alla friulana? Vuoi che ti mando la zemma come zavorra?
La Gemma io non l'ho mai vista e lei non ha mai visto me, ed è un amore totalmente platonico, e questo l'ho dovuto spiegare alla mia compagna perché altrimenti mi ha detto: chi è sta qua? Guarda, sinceramente ha una bella voce ma non l'ho mai vista, quindi... Ecco. Vabbè. Scusate, Quando vedrai, allora, Fabio, domestico. nelle puntate che postano domani, no? Nelle clippine che vedrai, quando vedrai Alvise, metti i capelli mori. Non è vero. E quella è la Gemma. Non è vero. Comunque di solito è così, chi ha una bella voce poi è simpatica, ok? Diciamo così. O è un po' Questo è vero, cenere. è molto simpatica, Fabio. Prego? Fabio è anche una bella donna, te lo garantisco. No, non ho sentito, scusate. Meglio, dicono un sacco di stronzate. Fabio, allora ci sentiamo più tardi, grazie. Va bene. Benissimo, Gemma. C'è un messaggio che mi è sparito il monitor, scusa, e che dice: buongiorno, volevo salutare la bellissima Ilaria. Chi è? Chi è? Non lo so, dice così il messaggio, non si firma, non c'è nessuna Ilaria. Dille, sì, c'è Ilaria, lì al centro. Dille i due ultimi numeri, vediamo se riconosci il numero di telefono. 999. Vabbè, Come 666? Pompieri, che sono di... Sì. Allora sì. No, è 999, sul serio. Allora no. Prova a chiamare, vediamo chi è. Vabbè, basterebbe una firma, magari adesso si firma. Sì, vabbè. Tutto questo dopo la pubblicità? No. No, bene, vado a casarsa. Oh, finalmente vai fuori. Sì, adesso vado a casarsa perché i nostri amici devono giocare ancora più o meno fino a 16:15. Allora io adesso me ne vado dalla mia Chiaretta a casarsa. Eleonora, Ciao Chiaretta. sicuramente io penso che parleremo anche di te questo pomeriggio. Ma parlate sempre di me? Tu sei una donna importante, adesso poi che sei messa così in alto sul piedistallo. Comunque sono finiti i primi tempi, se ti può interessare, Allora, se parliamo anche di calcio ogni tanto. Ogni tanto dai, ne parliamo, prego. Prego. Prego, ho detto, volevi anche il riepilogo? No, così, sì, ha detto che parliamo un po' di calcio, raccontaci cosa No, ti ho detto, sono finiti i primi tempi, quindi vediamo Milan-Cesena 1-0, Empoli-Chievo-Verona 1-0, Hellas Verona-Roma 1-1 e Lazio-Palermo 1-1. Fiorentina-Torino, scusa? Stasera alle 20:45, però se vuoi ancora 0-0, è una partita noiosissima al momento, saranno ore di noia. Ore di noia? C'è fin lo stadio vuoto, credo ancora. Dove? A Firenze. Però potremo andare negli spogliatoi ad aspettare i giocatori. Tu che sei abituata a fare queste cose. No, assolutamente. Ma quando vai a Udine allo stadio, scusa? Vai anche negli spogliatoi? Tutti i giorni dalle 8 alle 9 alle 19. Quando quelle domeniche intanto che vai là, andrai anche negli spogliatoi dell'Udinese? No, assolutamente no. Tu Jacqueline vai mai negli spogliatoi dell'Udinese? No. Ilaria? Isabella? È l'Udinese che va da lei. È l'Udinese! No, attenzione! Raccontaci, dopo vado a casarsa. Raccontami Jacqueline, l'Udinese che viene da te, dimmi. No, non so questa storia. Alberto Moretto. No, lei ha un locale pubblico e quindi allora, frequentato da gente. Ne parliamo dopo del tuo locale, ok? Allora, io nel frattempo me ne vado in un altro locale, no? Così vediamo le quote ufficiali di Milan-Cesena, Verona-Roma. Parliamo anche dell'Eleonora Mazzari, sicuramente. Ma perché va bene così? Ci vediamo tra poco. A tra poco. Farsi vedere con l'acqua al pascià, insomma, mi sembra. Io sono in... Che cosa? Ho appena iniziato, se inizio già adesso con altro, io avanti stasera. Scusa una cosa, com'è appena iniziato a far cosa? Ogni tanto, per sbaglio, mi capita di lavorare. Cioè, vuoi venire ancora più sotto? No? Vabbè, dai, come a scuola. Come a scuola, quando si andava a mangiare in mensa all'asilo, no? Ti ricordi tutti sotto? Purtroppo sì. Hai 50 centesimi? Vivi? Anch'io. Ok, adesso noi andiamo a comprarci il Parma. Perché? Non l'ho capito. Aspetta, devo capirla. €1, no? 50 più 50. Sì. Tu sai che oggi non si gioca a Parma Udinese? Ah no? No, perché il genio che l'ha comprata per €1, non ha i soldi per coprire il buco, neanche per aprire lo stadio. Ah davvero? Bravi ciò!
Guarda che Si possono fare anche queste robe qua? Andiamo a comprarci il Parma? O se vuoi, cioè ti do altri 5 euro. No, €1. Lui ha pagato €1 per prendere le quote della società, con tutti i debiti ovviamente, no? Che culo! Io non l'avrei fatto. E infatti domani non giocano, oggi non giocano, scusa. Partita rinviata, infatti, no, partita rinviata, data da destinarsi. Un bel 5-0, no? Vittoria. Tavolino e 3. Vabbè, non stiamo a guardare il pelo nell'uovo. Allora Pascià Casassa con la Chiaretta, buon pomeriggio Chiara. Buongiorno, Ecco, buongiorno. Tra quanto so che mi dicevi settimana scorsa che vai in vacanza. Sì. Quando parti, scusa? Mercoledì. Mercoledì, quindi tra 3 giorni. Vi saluto. Cioè, mercoledì io sono già a casa. Martedì. Quando vai su a quel posto ameno? Mercoledì. Allora, Silvano? Occhio. No, Silvano, ti ha fatto una sorpresina. E mi ha tolto le ferie. Straordinario, doppio turno. Cosa? Ti ha fatto un temporary pascià a Cava del Predil. Perché tu non perda l'abitudine a lavorare, no? Non si sa mai che mi dimentico come si fa la schiuma. Allora, quando tu arriverai su, vedrai questo prefabbricato che l'ho visto che è bellissimo, con la scritta ovviamente Pascià. Benvenuta Chiara. Esatto. Sì. E tu andrai a farti il tuo turno di 8 ore lì per non perdere la mano. Va bene, ci sto. Mi raccomando, tutti quanti. Da mercoledì a Cava del Predil, temporary Pascià. Sai che vanno di moda i temporary adesso, no? No, per 15 giorni, vede come funziona. Guarda che secondo me vicino al lago è un bel posto, Chissà se dopo manda veramente te a lavorare là, per sempre. Bello, caldo, temperatura secca, no? È bello, dai. Quando qua fa caldissimo, cioè più o meno da 5 anni che non fa più caldo qua. Appunto, perché disdegnare un po' di caldo? Cioè, magari. Allora, siamo ovviamente qua per il gioco un par due, ovvero sia l'un per due. Vediamo le partite di oggi che ci sono quote. Signori venghino. Allora, Cesena. Cenesa. Cenesa. La famosa Cenesa. Parliamone. Ridente località romagnola. Sì, Fabiadina. Allora. Milan è dato stranamente favorito. Perché visto lei. Non si sa come mai. Allora, 1,43 la vittoria del Milan. 1,43. Il pareggio. Pareggio 4,25. Sì, e attenzione signori e signore, la vittoria del Cesena. Cesena. 8. Come ricordare quei bei momenti in cui Sì, anche l'Udinese l'Udinese, era sì. dato 8. Col Napoli mi sembra, no? No, con la Juve era data. dimenticare. La Juve era data 8. E con Napoli un po' meno, però era sempre alta. No, mi sembra fosse sempre 8, era meno il pareggio, mi sembra di ricordare. Quindi se io gioco responsabilmente 10 euro sulla vittoria del Cesena, Ne vincete 80, potete portarmi a mangiare fuori la pizza. la pizza, ma anche un po' di pesce. con 80 euro con te non c'è se la cava. Perché non c'è se la cava non era male, perché il problema poi di Chiara non è il pesce, ma la boccia di vino che vi fa prendere, perché è quello che butta su. No, io sono fragolino, sai. È l'unico vino che mi piace bere, chissà come mai. Vabbè, poi vodka tonic. No, troppo secco. Quindi cosa bevi? No, io sono come i bocciazzi. Malibu Cola, lo scivolo. Lo scivolo. Lo scivolo! Vabbè, vediamo la seconda, lo scivolo. Lo bevevo negli anni 80 lo scivolo, era di moda. Buono. Ma negli anni 80? Vabbè. Non eri neanche nata tu ancora. No, non ero neanche in progetto, forse. No, A proposito. il progetto sì, dai. Siccome abbiamo in studio Eleonora Mazzari a cui piacciono i portieri, come sta il portiere? Male. Stamattina è andata a farsi la risonanza, non sappiamo ancora i risultati. Che sei incinta? Dio santo, no, scusate, per favore. Cioè, La risonanza non le fanno. fammi mettere su casa. No, ma hai dato tu o lui a fare la risonanza? Lui. Lui è incinto al massimo. Sì, appunto, sì. Vabbè. Dai, andiamo. Seconda partita di questo pomeriggio. Verona-Roma. Sì. E qua è da ridere. Boh, ma è già più. Sì, le quote no, ma è da ridere per la partita, no? Allora, vittoria del Verona 4,50. Che insomma non si scherza. X a 3,75 e il 2,1,75.
Quindi la Roma ovviamente è stata favorita, anche se, come tu ben hai visto, nella partita di Europa League giovedì, Certo, cosa ha fatto? mi sono divertita un sacco. Con la squadra di che nazione? Ma è Che un si po' chiama? mischiotto quella squadra, c'è gente di qua, gente di là, cioè vai a sapere tu dove sono. Salutiamo gli amici olandesi del Feyenoord. Ah, ok, scusate. Mi sono Solo per i casini che hanno fatto, te lo ricordavi? sì, fantastici. Va bene. Andrò anch'io prima o dopo in Olanda. Allora, se io vinco oggi, cosa porto a casa? Perché oggi ho deciso che gioco anch'io. Vincerai sicuramente. Allora, 6 solite bottiglie marchiate Pascià, 3 rossi e 3 bianchi. I rossi sono il Merlot e i bianchi sono il Friulano. Sei brava, La quinta volta, a casa mia dicono forza di dai, anche il musso impara. Allora, ci vediamo più tardi qui al Pascià a Casarsa per l'aperitivo, che c'è Chiara e Virna, c'ha la Virna, Virna, sì. perché la Luci è ancora in ferie. Ferie. Quindi quando torna lei vai via in ferie tu. Esatto, penso, non ci vediamo neanche. E quindi io, te e tutti i nostri amici che ci guardano in TV, quando ci vediamo? Non lo sai neanche tu. Una domenica sicuro salti, forse anche 2. Penso anche 2. Forse anche. Vabbè, comunque ci sarai, a meno che non vengono nel tempo di Pascià, perché sarebbe carino vederlo. Il nuovo. Tipo sì, vi ricordo il tempo di Pascià, nuovo a Cave del Predil a partire da mercoledì. Pieno così, venite presto che sarà affollatissimo. Va bene, buone vacanze. Grazie mille. Ci vediamo su. Vedremo chi mi sostituirà. Sono curiosa, io lunedì vi guardo, Lunedì ci guardi. No, domenica. Cioè, dai, vabbè. Guardaci lunedì. Io sono già in ferie, poi. Ciao Chiaretta. Ah, ci guardi lunedì, non è male. Eccoci, siamo ritornati. Sì. Com'è stata a vedere Chiaretta? Tanta roba. Tanta roba. Vai anche tu in vacanza con lei, scommetto. Ma no, perché va il portiere amico della Mazzari, che è anche suo moroso, Riccardo. Che cosa vuoi farci? Quindi non c'è spazio No, per perché te. io poi quando giocavo a calcio non facevo il portiere, quindi. Gemma? Ci sono delle variazioni per quanto riguarda l'eccellenza. Sì. Se ce le dai magari, cosa dici? Volevo lasciare un po' di suspense, scusami, ogni tanto. Oltre Vesna 1-2 e poi è cambiato anche qualcosa in Serie D, forse lo sai anche tu? Sì. Ecco, bene, allora dillo tu perché. Allora, Tamai ha pareggiato col draw, quindi draw Tamai 1-1 e Clodiense Mori Santo Stefano 3-1. Allora ricapitoliamo. E mi dà anche un Cras Repen RIP, che deve essere una squadra che è in RIP, Sì, riposo. riposa in pace, sì, va bene. Sì, anche perché il Cras ha segnato, a me non mi risulta così, 1-0. Benissimo. Allora, ricapitoliamo appunto la Serie D quando siamo giunti più o meno un quarto d'ora dalla fine delle partite. Alto Vicentino Triestina 2-1, Belluno Arzichiampo 1-1, Bianco Scudati Padova Fontana Fredda 0-0, Clodiense Mori Santo Stefano 3-1, Drotamai 1-0, Giorgione Mezzo Corona 0-0, Cras Repen La Fenadora 1-0, a Legnago Union Pro 2, Legnago 1 e Sacilese Montebelluna 1-1. Gemma? Sì, ci sono dei messaggi anche. Uno Prego. dice: ciao Ilaria, sei bellissima, dai tuoi zii di Corbolone. Di dove? Di? Corbolone. Dov'è Corbolone? Non so, cioè io parenti a Caole di solito, ma si sono trasferiti Ho vado capito, poco. quindi in Veneto comunque. Sì, perché io non ho proprio idea, questa è la mia ignoranza. Io sapevo che era in Veneto. Ah sì, scusami, ma tu Dovrebbe sei... essere vicino Sastino di Livenza, mi sembra, Corbolone. Corbolone. Comunque, Mi sembra. Sì, aspetta che c'è anche la mi Mazzari. dispiace interrompere questo Idillio, idillio geografico, però sono riprese 2 partite, Empoli-Chievo e Lazio-Palermo, e l'Empoli ha raddoppiato con Maccarone, che segna anche questa settimana, Certo. che la settimana scorsa devo averlo chiamato Maccherone, qualcosa Sì, del ma non genere. importa, va bene uguale. Assomiglia un po' a Giuseppe Maccherone. Un pochino, vi assomigliate. Più o meno. Quindi li porto bene a Maccarone, andiamo dallo io stesso segno tutte le parrucchiere. settimane. Andate dallo stesso parrucchiere, perfetto. Tra un po' verrò anch'io dal tuo parrucchiere, mi sa. Ecco. Allora, C'è anche un altro messaggio. Sì. GP dice: ma perché tenete dietro e sempre impallata di camera la Miss in gambissima con la mini rossa? E passatela davanti, che è un bel vedere, tira sull'audience.
Addirittura. E non è l'unica, voglio dire, perché no, ci sono anche altre ragazze che hanno la gonna corta. Allora, mettiti qua in mezzo tra Isabella. Ha segnato. No, scusate, ho sbagliato. Si mette in mezzo a Isabella e Alberto. C'è il posto. No, stai lì tranquillo, vedete, adesso potete vedere. Ma non ho i tacchi con noi, tu. Non hai i tacchi. Non ho i tacchi, sono piccolina. Ma non è vero che sei piccolina, dai. Allora, abbiamo sicuramente un collegamento tra pochissimo, perché ho già sentito la Gemma che rispondeva al telefono, vediamo. Sì, ma non parliamo di calcio, parliamo di rugby con un'altra bellezza, Esatto. appunto, Martina Forgiarini. La bionda della Rugby Udine, Martina Forgiarini a Verona per Verona Rugby Udine. Cosa succede, Martina? Eccoci qua, purtroppo la partita è finita in questo momento, si chiude con un 29-10 per il Verona, neanche questa domenica riusciamo a portarci questa partita a casa. La rugby, i ragazzi dell'Udine hanno avuto molte possibilità per concretizzare delle azioni importanti, andare in meta, purtroppo non sono riusciti a appunto concretizzarle. Il Verona è riuscito a approfittare di errori nostri purtroppo in difesa e di conseguenza è riuscito a segnare più di 4 mete, a prendersi anche il bonus. Purtroppo neanche questa domenica ce l'abbiamo fatta. Vabbè, diciamo che parlando anche con Sandro le scorse puntate, lui ci diceva che questo girone la Rugby Udine lo affronta per fare esperienza più che per i risultati veri e propri, ci diceva Sandro. Sì, sicuramente. Ci sono anche tanti ragazzi nuovi quest'anno, ne sono arrivati anche altri. Oggi infatti ha giocato per la prima volta con noi un ragazzo del Vicenza, Stefano Amura, quindi diciamo più che altro un modo per far crescere la squadra. Comunque rimangono in Serie A, sono salvi quest'anno, quindi non si arriva a fine campionato con l'acqua alla gola. Insomma, tutto sommato si può dire che quest'anno è andata anche bene. Certo, sarebbe stato bello portarsi questa partita a casa anche per tirare su un po' il morale, anche come soddisfazione, come piccola soddisfazione per i ragazzi, insomma. Certo. Va bene, grazie Martina, buon rientro ad Udine e ci sentiamo domenica prossima. Grazie. Grazie, buon pomeriggio. Grazie mille. Dunque, vediamo cosa succede in eccellenza. Sono le 16:16, quindi come in Serie A più o meno sono passati 16:06, scusatemi, sono passati 6 minuti. Gemma, hai degli aggiornamenti che ti vedo? Ci ha chiamato Pier Antonio Stella per darci degli aggiornamenti, non di cambio di risultato, ma per quanto riguarda le formazioni, credo. Benissimo, allora prego linea al 25 aprile a Sacile, prego Pier Antonio. Sì, Giovanni, intervengo perché insomma questo è veramente un caso di quando la sfortuna si accanisce su una squadra. Sacilese, che già ricordavo priva di sottovia per l'attacco influenzale di stamattina, ha dovuto sostituire Betta, anche lui che non stava bene, è retto per 40 minuti, incredibilmente ora è scattato in contropiede Beccaro, ha tenuto una fitta alla coscia destra e è stato costretto anche lui a lasciare il campo, sostituito dal giovane Stiso, per cui veramente incredibile la serie di infortuni che sta colpendo la Sacilese, infortuni, influenze, comunque defezioni che sta colpendo la Sacilese in questo momento, che nonostante tutto sta continuando ad attaccare e ha sfiorato anche pochi minuti fa il gol con Boscolo Papo. Ricordiamo qui a Sacilese 1, Montebelluna 1. In questo momento cambi esauriti per Zeronelli, che al suo fianco in panchina ha esclusivamente il portiere Lorenzo Andreatta e il giovane Biasi Manolà, che anche lui non è al meglio. Per cui insomma bisogna rendere onore a questa squadra che veramente, nonostante la sfortuna, è lì a lottare per il podio del girone. Benissimo, grazie a Pier Antonio, speriamo che i sostituti sappiano farsi valere in questo scorcio di secondo tempo. Ricordiamo che mancano più o meno 7 minuti alla fine delle partite in Serie D, più naturalmente i minuti di recupero. Grazie mille a Pier Antonio Stella. Dicevo, andiamo a vedere quelli che sono in questo caso dopo 8 minuti i risultati in eccellenza. Charlis Muzzane Sanvitese 1-1, Gemonese Lumignacco ISM Gradisca Cordenos 0-0, Oltre Vesna 1-2, Torre Manzanese 0-2, Tricesimo Chions 0-0, Virtus Corno Monfalcone 1-1 e Zaule Tolmezzo
0-1. Ho un aggiornamento, scusa GP, Sì. 13° Chios 1-0. Ecco, vedete, siamo proprio in tempo reale, quindi il 13° è andato in vantaggio sul Chios, perché poi Alberto Moretto nella sua vita ha fatto un po' di cose, poi ha deciso di fare il fotografo. Com'è stata questa tua decisione? No, e comunque resta un secondo lavoro, anzi una passione. Una no? passione. Sì, beh, io ho uno studio di grafica e design. Grafica e design, sì. No, io pensavo, siccome ho visto che sei molto messo adesso a fare foto, soprattutto il tuo, come si chiama? Flirk, quello dove vai a vedere le foto. Su Facebook? No, fuori da Facebook. Tumblr? Tumblr, sì, Sì. io non sono molto, sapete, alla mia età già che so usare internet, e diciamo che comunque fai dei lavori particolarmente interessanti. Sì, è nato un po' per caso, Sì. perché appunto io da grafico, designer do anche una mano ad organizzare eventi, e un giorno mio amico Samuele mi dice Samuele Pellizzari, immagino, dice, salutiamolo. esatto, che è nato tutto da lui. Mi ha detto prendi la macchina fotografica e vai. E mi ha insegnato lui a fare un po' di foto all'inizio, finché mi sono arrangiato, diciamo che Beh, si è me l'ha arrangiato capito. bene, direi. Non Hai so, imparato bene non- il mestiere. non mi ritengo ancora un fotografo, sono appunto un appassionato. Ho, Beh, ho una buona macchina e un buon occhio. Ecco, diciamo che se vediamo le foto di Isabella, ad esempio, questo qua è un servizio che hai realizzato tu con Isabella, che non è molto contenta perché la sua Roma non sta vincendo. Però devo dire che, a parte essere un bellissimo soggetto da fotografare, ma io penso che la bellezza, Isabella, non c'entra solo quella, no? C'entra anche la mano del fotografo. Certo, sicuramente. Io l'esperienza che ho vissuto con Alberto è stata molto bella e positiva, ho passato l'estate in modo alternativo e soprattutto lui ti mette molto a tuo agio quando ti fa le foto e ti tranquillizza, quindi è un ottimo fotografo. Ma perché quando tu eri, diciamo, nella fase dello shooting, eri emozionata? Sì, molto, Ma però... dai, sì. veramente? Ma Però come mai? riusciva a tranquillizzarmi, a farmi ridere, infatti in molte delle foto rido, Ridi, sì, sì. quello è vero. A parte che hai anche un bellissimo sorriso tra Tranne parentesi. adesso che ho l'apparecchio, però... Vabbè, ma cosa succede? Vabbè, dai. Non è un problema. Resti bella, eh. Grazie. Poi tutta ambientata a Lignano, no? Queste foto? Sì, a Lignano, sì. D'estate o che periodo era? D'estate. Ecco, Beh, Lignano ha dei bei posti. Sì, degli angoli splendidi, sì. Io avrò, penso, scattato quest'estate, credo, una decina di ragazze. Ogni ragazza, se riuscire a trovare un posto diverso l'uno dall'altro è difficile. Eppure Lignano si presta tantissimo perché ha tanti angoli. Voi nella Darsena, in laguna, in spiaggia, il faro, in pineta, riviera. Certo. Lì eravamo appunto nel bosco che c'è a Riviera, dove c'è la passeggiata, cioè ci sono tantissimi di quei posti veramente stupendi. Alberto, come hai pescato i tuoi soggetti? Adesso ci racconti. Ad esempio, Isabella, cosa hai fatto? Hai buttato una rete in mare a Lignano e lei è venuta su? Isabella l'ho trovata al Tango Caffè dove lavoravo la scorsa estate. Esatto. Lei e sua sorella, altrettanto bellissima, che spero di riuscire a scattare l'estate prossima. E come è successo anche la stessa cosa con Giada, anche lei Sempre al tango? Sì, cliente del No, bar. quindi Il allora- tango ha portato bene, ragazzi. No, ragazzi, Benissimo. tutti al tango allora, perché se queste sono le ragazze del tango, no? Tutti i ragazzi devono andare al tango, eh. Arriviamo subito, Alberto, prego Gemma. Sì, ci sono due variazioni. Una purtroppo riguarda Virtus Corno Monfalcone, ha segnato il Virtus, quindi siamo 2-1 e Roby ci richiamerà quando pareggeranno. E un'altra brutta notizia ce la dà Maurizio Mazzon. No, no. Maurizio, sì. no. Sì. Ma Sì, no. purtroppo sì. Sì, avevamo gestito bene fino a quasi la mezz'ora del secondo tempo, il 26esimo circa, avevamo gestito bene, non avevamo subito qualche pericolo normale, ma insomma avevamo anche ribattuto colpo su colpo. E poi su un calcio di punizione un po' dubbio, sì, è entrato 10 minuti prima, è entrato Ferretti, e su questo calcio di punizione dubbio di testa Ferretti ha infilato la nostra porta e dopo è uscito perché si è fatto male subito di nuovo, quindi è entrato per castigarci. Adesso la gara, noi abbiamo corso tanto, siamo un po' stanchi, quindi penso che non ci sia più margine, insomma. È vero, peccato, no? Perché eravate quasi arrivati alla meta, voglio dire, no? Sì, noi guarda, adesso tocchiamoci un attimo, però anche se dovessimo non fare il risultato qua, insomma è una sconfitta più che onorevole che ci lascia fiduciosi per il futuro, insomma. Ecco. Certo.
Vabbè, comunque aspettiamo ancora questi, mancano più o meno 2 minuti più il recupero, vero? Più o meno. Ah, manca un po' di più perché noi siamo un po' in ritardo rispetto agli altri ecco. campi, siamo 5 minuti in ritardo. Ecco, quindi dai, la speranza è sempre l'ultima, senti che frasi stupide, la speranza è sempre l'ultima a morire, Maurizio, bisogna crederci fino in fondo, un'altra cazzata. Va bene, Benissimo, va bene. Grazie Maurizio. Mi vengono, non lo so perché. Ma in questo caso ci stava. No, ma queste frasi fatte che non hanno alcun senso, no? Vabbè. Gemma? Ti faccio un riepilogo dell'eccellenza perché sono cambiati un bel po' di risultati. Va bene. Quindi Cerlin Smuzzane San Vitese 1-1, Gemonese Lumignacco 0-1, ISM Gradisca Cordenons 0-0, Oltre Vesna 1-2, Torre Manzanese 1-2, Tricesimo Chions 1-1, Virtus Corno Monfalcone 3-1 contropiede e Zaule Tolmezzo 0-1. Benissimo, questa è dunque la situazione al quarto d'ora dei secondi tempi per quanto riguarda appunto l'eccellenza. Torniamo da Alberto Moresco. Posso aggiornarvi su una cosa che non c'entra perché sono gelosa anche di Gemma, quindi voglio leggere anche i messaggi. Sulla pagina Facebook dell'altra domenica è arrivato un messaggio per Alberto da Biagio di Casarsa che scrive Grande Alberto. Biagio. Ciao Biagio. Conosci Biagio, no? Un collega. Ah, un collega, un altro fotografo. Che poi mi ero dimenticato di dire a inizio stagione. Perché parlavo di tango, io pensavo già all'estate, no? A inizio trasmissione che abbiamo uno scoopissimo su Jacqueline. Attenzione, quindi rimanete lì perché abbiamo uno scoopissimo su Jacqueline. Le foto lo voglio vedere anch'io. Ce l'ho qua. Anch'io. Jacques, preoccupati, è sempre preoccupante. Preoccupaci. Allora, intanto la domanda retorica è, allora, Ilaria, sei fidanzata? No. Sì. No, rispondo io, scusa GP, perché di nuovo qua succede di tutto. Abbiamo in collegamento di nuovo il nostro Pierantonio Stella e un altro risultato anche in Serie D che è cambiato, Zaule Torre 0-3. Avevamo appena detto 0-1, subito tac tac. E adesso sentiamo Pierantonio Stella. Allora, via Sacilia, vediamo cosa succede. Prego Pierantonio. Sì, brutte notizie, vantaggio del Montebelluna qui a Sacilia quando manca un minuto al termine dei tempi regolamentari. Adesso stanno decidendo il recupero, la terna arbitrale, vediamo se riesco a dirvelo in diretta. Sì, saranno 5 i minuti di recupero. Un vantaggio nato da un'azione contestatissima dalla panchina biancorossa. Frimpong, nuovo entrato del Montebelluna, scatta sul filo del fuorigioco, probabilmente in offside, mette in mezzo un pallone che Masiero di testa deposita alle spalle di Favaro, che c'era arrivato ma è stato sfortunatissimo nel controllare la sfera, che si è poi trascinato all'interno della porta, per cui quando siamo appunto ormai nei minuti di recupero di questa partita è veramente sfortunatissima per la Sacilese, che ora sta soccombendo per 2-1 al cospetto del Montebelluna. Bene, grazie Pierantonio, bene, eufemistico. Che sfortuna. Voi due siete due maledetti, perché meno male che... vabbè. Allora, posso? No. Allora c'è un ascoltatore che ci chiede di ribadire il risultato, anche se l'abbiamo appena detto, però per quanto riguarda Bianco Scudati Fontana Fredda. Bianco Scudati Padova sono in vantaggio col Fontana Fredda per 1-0, il gol di Ferretti pochissimi minuti fa. Ma c'è anche chi tifa appunto Bianco Scudati ed è Enrico, dice un bacione alla bellissima ragazza bionda che ha delle splendide gambe, forza Bianco Scudati. È un po' vago bionda, sì, sì, abbiamo Giada, Jacqueline, Ilaria e voglio dire, sì. E un aggiornamento calcistico grazie al nostro Marco, dice il 43esimo rigore e Alto Vicentino Triestina 2-2. Ah, incredibile, questo, come scusa Silvia? Bene per i nostri amici di Trieste, e quindi un bel pareggio, ma dicevamo inizio trasmissione, no Moreno, che l'Alto Vicentino non è il Marano dell'anno scorso. No, non è il Marano dell'anno poverino scorso. Non si è mai ripreso quello lì. No. Poi adesso sta subendo un po'. È dall'anno scorso che ancora subisce, sì. L'ultima partita dell'anno scorso. Torniamo a discorsi seri, no? Perché sì, è vero, parliamo di calcio, ma discorsi seri. Abbiamo saputo che Ilaria è fidanzata. Sì. Si può sapere come si chiama? Preferirei di no. No, scusa, lui lo sa che è fidanzato con te? Sì, lo sa. No, ma questo è importante, no? Che lui, perché magari lo sai, sa. vi siete capiti male. No, lo sa. Lo sa, benissimo. Lo vuoi salutare? Ciao. Benissimo. Tu Jacqueline sei fidanzata? No. Sicura? Sì. Io ho una foto che ti smentisce, stai attenta. Fammi vedere. No, teniamo un po' di suspense. Io ho una foto che smentisce tutto ciò. Ah, e lì lo scoopissimo. Oh, allora sei più di me?
Guarda che è su Facebook, non è che me la sono inventata la foto, ma me l'ha data Alberto Moretto facendotela stile Fabrizio Corona. È su Facebook. Fotomontaggio, fatto io. Il fotomontaggio l'hai fatto tu? Ho capito. Isabella abbiamo saputo che è fidanzata, che si chiama Alessio, non... Con un calciatore. è un calciatore. No, dai. Gioca nella primavera del Genoa. Ah, Sì. ma è qua o è là? È là. E il messaggio precedente di chi era? Sì. Ah, di un amico. Ah, lui è quello che sta in panchina. Mentre lui è a Genova, entra in campo questo qua. No. Non funziona così. No. Non ci vedono in Liguria, No, magari in streaming, sai. Anche perché la primavera gioca il sabato, no? Quindi magari ha saputo su Facebook lei era qua, ha messo il teleportale.tv. Chi era? Enrico si chiamava quello che ha scritto? No? Come si Sì, chiama? Enrico. Enrico. E infine Giada è fidanzata? Sì. E si chiama? Alessandro. Lui lo sa che è fidanzato con Sì, te. lo sa, è consapevole, Sì, ecco. accetta i rischi e tutto. Accetta i rischi? Sì. Cioè, di che rischi parliamo? Raccontami. Beh, i rischi di stare con una persona, c'è sempre un rischio Ah. nello stare con una persona. Perché tu mi sembri molto Molto posata. diplomatica. Sì, mi sembri molto posata, ma Alberto, com'è? Fino alle 7 di sera è così, sì. Vediamo, Ah, le, sì. vediamo le foto di Giada, visto che l'ha fotografata Alberto. Alberto, com'è Giada? Oltre che essere bella, d'accordo, lo vedono tutti che è una bellissima donna. È divertentissima. Divertentissima. Sì. Infatti con lei non ha mai fatto la fotomodella o modella, ok? Sì. Però appunto l'ho conosciuta bevendo in bar. Ecco. Questo è stato l'emblema. Sì, perché no? E l'idea del lavoro con lei è stato di vivere una giornata assieme, cercando di cogliere appunto i momenti di quella giornata con lei. Quindi Qua immagino, ferma la foto, qua immagino che siamo da Samuele. In Esatto, negozio. Guarda esatto. che casualità, Sì, quindi senza l'imbarazzo sai, di stare in posa o proprio creare situazioni un po' ambigue o anche allo stesso tempo comuni di tutti i giorni. Quindi infatti siamo partiti alle 9 di mattina e abbiamo cominciato a girare Lignano a piedi, e allora ci siamo fatti, sai, in marciapiedi, le reti elastiche, la giostra dei cavalli, no? Cioè dove trovavamo un posto interessante. Siamo anche andati dai vigili, abbiamo cercato di fare una foto mentre la manettavano, ma mi hanno detto di no. No, non si può. Non si possono fare le foto con loro. Anche io ho provato con i servizi a coinvolgerli, non possono farsi riprendere in divisa. È stato divertente? È chiaro che devi dire di sì, ma è stato divertente lavorare? È stato molto, sono sincera, è stato molto divertente. Poi lui è stato incredibilmente bravo, perché io inizialmente ero molto imbarazzata. Il motivo, scusa? Cioè, lei non si faceva fare le foto neanche durante la serata in bar, tra parentesi. Ma come mai, scusami, insicurezza della tua quelli bellezza? sono altri motivi perché uno non si fa fotografare mai. Perché non magari c'era... sono momenti Io non sono qui. Perché non era col perché magari fidanzato, era dici con... che sei da un'altra parte e... Era con un altro fidanzato che non era quello ufficiale, per quello non faceva... No, assolutamente. Assolutamente. Però avere qualcuno che mi guarda con una macchinetta fotografica e studia le mie espressioni mi metteva un attimo a disagio, mentre lui è stato veramente bravo, perché durante la giornata poi mi sono sciolta, le foto sono venute incredibilmente spontanee. Certo. E mi sono veramente divertita. Che sono le più belle, no? Quelle spontanee. Sì, quelle spontanee, Esatto, assolutamente. abbiamo cercato proprio la semplicità. La semplicità. Posso interrompere? Sì. Terzo gol dell'Empoli, doppietta di Maccarone. Giuseppe. Vedi che li porto benissimo, Maccarone. Giuseppe. Tra poco sentiamo un altro gran pezzo di Giuseppe. C'è anche grazie al nostro special inviato che è Marco, e dice: finito a Trieste, batte Alto Vicentino 3-2. No, scusami. No, come? No, ripeti What? bene. C'è scritto finito. Sì, poi. Triestina batte Alto Vicentino 3-2. Aspetta, no, adesso mi sembra aspetta il controllo, perché a me risultava 2-2, controlliamo qua. Sarebbe il risultato più clamoroso di questa giornata, ma non solo. Che bello. Non solo della Serie D, ma Beh, penso... se erano 2-2 forse 3-2 potrebbe essere, no? Sì, ma l'Alto Vicentino, Stanno se la matematica. Triestina è penultima, l'Alto Vicentino è secondo e giocano... Ma io mi fido di Marco, ci ha sempre detto le cose giuste, Però quindi io vorrei, anche guarda. prima ci davano che vinceva la Fenadora, invece sta vincendo Calasare Pen. Allora attendiamo di confermare questo risultato, che sarebbe clamoroso, ma veramente clamoroso. Naturalmente magari vincesse la Triestina, per tutti gli amici che ci seguono a Trieste, che sono tantissimi. Aspettiamo di confermarlo ovviamente alla fine delle partite, e sicuramente sono quasi tutte finite.
No, a me rimane ancora 2-2. Marco dice sì, a conferma. Io mi fido di lui perché è sempre A stato te Moreno preciso. cosa viene fuori? A me dà ancora... Anche Sì, te- ma lui è sempre prima dei Sì, vari d'accordo. siti, perché lui è uno Ma magari molto ha attento. sbagliato a scriverti. No, ha confermato perché mi ha scritto sì, confermato. Confermato, allora bene per la Triestina che fanno una grande festa questa sera a Trieste, i nostri amici di Trieste. E allora, se ci hanno confermato, al finale, il primo finale della Serie D, Alto Vicentino 2, incredibilmente Triestina 3. Ecco. E invece Ilaria, com'è andata con Alberto? Molto bene. All'inizio ero come loro agitata, però dopo mi sono tranquillizzata. Sì. E E lei l'aveva già fatto anche. E scusa Ilaria, i tuoi zii e Marica come stanno? No, perché ti salutano. I miei? I tuoi zii e Marica. Penso stanno bene. Ti salutano, ecco. Grazie, ciao. Marica, Anche Ilaria l'hai pescata al tango? No. Raccontaci. No, lei su Facebook. Su Amici in Facebook? comune, sì. Avevo visto foto che aveva già fatto con un altro fotografo bravissimo, più bravo di me. Sì. E ovviamente ho visto che si prestava molto e ho cercato invece con lei una location alternativa. Sì, se vediamo le foto anche di Ilaria, le prime, perché dopo ho messo, siccome avevi solo 5-6 foto Le sue. vediamo, ma prima volevo darti un aggiornamento. Sì. Purtroppo Virtus Corno, UFM Monfalcone 4-1. Incredibile, che scoppola gli amici di Monfalcone. Benissimo, ecco. Eccola qua, queste sono le foto di Alberto, poi mi aveva mandato Alberto 4-5 foto, le ho... Perché lei è l'ultima ragazza con cui ho lavorato e quindi devo ancora post-produrre tutte. Ah, tutte c'è ancora le in altre. fase sì, di lavorazione. Sì, anche se ce ne sono molte, moltissime sue. Sì. Tra l'altro ce n'è una che è venuta. Eccola qua, fermi qua con la foto. È venuta proprio per sbaglio quasi perché lei stava rientrando dal terrazzo e c'era appunto la tenda tra me e lei. E in controluce è venuta fuori questa cosa qui, allora abbiamo passato 2 ore dietro la tenda in posizioni diverse, quindi lì verranno fuori, questa è bella però. Sì. verranno fuori 5-6 foto No, ma è molto bella anche la tua battuta che avete passato 2 ore dietro la tenda. Dietro la tenda, non è per niente In male, posizioni devo diverse. dire. No. Ma se neanche io volentieri 2 ore dietro la tenda con Ilaria, Potrei farti delle riprese televisive. Io. Non si può. Dietro le tende. Dietro le tende chiaramente. Ok. Che poi anche qua queste sono delle tende, quindi va bene, noi siamo davanti, andiamo dietro di qua, no? Senti, e che differenza c'è, visto che allora tu hai fatto lavori con altri fotografi, che differenza c'è lavorare con Alberto e gli altri? Hai notato differenze? Nessuna, no. Nessuna. No. Sono No, tutti nessuna. simili, ti danno Sì, tutte le sì, stesse sì. motivazioni. Sì, mi sono trovata bene con tutti quanti. Sì, non c'è niente di brutto da dire. Cioè, esce che sei un santo qua, Questo- Non so mica se è proprio così. Allora, nel frattempo, se Giuseppe si piazza alle tastiere, vogliamo dare uno scoop su Jacqueline che ci ha detto che non è fidanzata? Vogliamo dare... Sono le 4:30, possiamo dare lo scoop su Jacqueline. Se andiamo sull'ultima foto, per cortesia, di Jacqueline, io vi dimostro che Jacqueline altro che fidanzata che è. Vediamo, Gemma si sta cappottando. Vediamo l'ultima foto di Jacqueline e vi faccio vedere quanto non sia fidanzata. Eccola qua, sta già provando l'abito da sposa. Allora, raccontami questa vicenda, no? Perché, allora, intanto trovare una sposa così, Alla no? faccia, mi Guardate sposerei che razza di anch'io. sposa, sì, anche io mi sposerei. Ma tu ti sposeresti con Jacqueline così? Perché no? Ah, benissimo, beh, è vero, siamo al 2015, poi siete tutte e due conterranee, tra virgolette. Quindi cosa ci dici di... È un fidanzato segreto come il suo? No, proprio non ce l'ho. Non ce l'hai. Hai detto così, ti sposi da sola, non so cosa fare un giorno, mi metto questo abito È importante trovare l'abito, la cosa più difficile. Ah, tu dici? Lei l'ha già sì, cercato per un domani. Ah, lei si certo. prende avanti e per domani, ecco, devo dire che è poche volte ho visto una sposa così bella, Se guardi bene le mie foto troverai tantissime altre, Sì, perché però ne ho provate di vestiti. Alla fine ne hai scelto però. Questo ti Allora, piaceva? sì, ho trovato uno a New York. A New York l'hai trovato? Sì, a New York. Sei andata in quel posto dove fanno anche il serial televisivo con le matte scatenate? Sì, era in uno di quei programmi. Vedi? Sì, Ma l'hai fatto anche tu quel programma? No, No, tu non hai niente programma. No. Allora, se Gemma non ha niente da dirci, io direi di sentire... Sì, volevo dirti che Marco ci ha riscritto e dice, un attimo che adesso ti leggo il testo, dice:
Dopo il rigore di pareggio a 20 secondi dalla fine, contropiede di Rocco e gol del 3-2. Ciao, solito bacio. Grazie mille, grazie. perché sì, nulla contro gli amici di Trieste, però che la Triestina vada a vincere con l'altro Vicentino. Poi è simbolico questo Rocco che oggi continua a girare. Beh, ma Rocco è... Cioè, proprio... Ma no, questo è un altro Rocco, sì, no, l'attaccante della Triestina, sì, non era il Rocco di qui sopra. Allora, adesso... Poi però me lo spieghi perché le inviate le avete solo per il rugby, Perché e adesso è arrivato, scusami, anche ufficiale. Vedi, dopo quei 5 minuti è arrivato ufficiale. Benissimo. La perché conferma. Martina Forgiarini è capo ufficio stampa della Rugby Udine. Ecco perché l'inviata del rugby. E oltre a ciò gioca anche a rugby nella squadra femminile del Badgers, perché a Udine hanno fatto anche la squadra di rugby femminile quest'anno. Allora, dopo il rugby, maestro, di cosa parliamo? Di cosa cantiamo? Allora faccio un medley dei Beatles al piano. Benissimo, bello.
Voglio l'autografo GP. alla trasmissione. Scusate, Sì. interrompo tutto. Prego. La Lazio passa in vantaggio con Candreva che segna il gol del 2-1 sul Palermo. Sei anche infortunato? Ma allora, adesso, a tutte le ragazze che sono qui in studio, guardate, avete visto Candreva? La faccia del giocatore? No. Erano assorte dalla musica. Vabbè, allora, quelli che portano, sai, quelle barbone che vanno adesso, tipo Isis, no? Che c'è questa moda. Cosa ne pensate, tipo Ilaria? Ti piace la barba? Tipo Moretto. No, Moretto ha la barba curata, corta. No, parlo proprio, sai, quelli che hanno la barba... Hipster. Che anche a Milano, anche in alcune campagne di moda Il proprio. termine è hipster, è la corrente di moda. Ascolta, io sono friulano, parlami di pane e salame, non di hipster. Allora, ti piacciono gli hipster, Ilaria? No. Tu, Jacqueline? No. È più bello uomo pulito, curato. Sei una buon gustaia. Tu, Isabella? Per niente. Per niente, benissimo. Vediamo Giada. Assolutamente no. Dicono tutte di no, ma pure. Ascolta, ma a chi piacciono sti qua? Perché Gemma, abbiamo trovato pochissima gente che ci ha detto che gli piaceva l'hipster, l'uomo con la barba folta. Sì, e perché lo dici a me, scusa? Ma ti chiedevo, perché dicono che è la moda del momento. Senti, tu sai benissimo che io e te come gusti maschili non andiamo d'accordo, come gusti femminili sì, perché meno male. di solito Voglio dire, sì, no, nel senso, quando facciamo i commenti, perché io sono un maschiaccio, no? Quando facciamo i commenti bella questa, bella quell'altra, siamo quasi sempre d'accordo. Sugli uomini tu dici bello ragazzo. Concordo e confermo. Grazie Eva, lo so, io e te abbiamo gli stessi gusti, ma meno male che non ci ha portato uno che piaceva tutte e due, se no litigavamo poi. Allora, domenica prossima fate il programma voi tre, sto a casa. Anzi, me ne vado con Moreno via. Ma tanto c'è Alvise, tu non servi più. Alvise resta con noi, con me Moreno la Silvia. Non lo lasciamo qua Alvise. Cioè, giù le mani dal Vise per piacere. Giù le mani dal Vise. Ascolta Alvise quel Ma che vi il Vise. lasciamo GP. Vabbè, grazie. Volete mettere? Anche perché voi non sapete che il Vise in realtà non è nostro, è in concessione. per oggi? Sì. Ha un proprietario. Ha un proprietario. Non è... ve l'hanno portato lì. Ce l'hanno portato qua. Il proprietario ce l'ha concesso di tenerlo Ve l'ha affidato. in custodia. Ma secondo me se vi scambiamo, cioè gli diamo, non si accorgono che ricevono un pappagallo invece un avvoltoio, siamo lì. Pesa un po' di più. Quindi dovete chiedere permesso al proprietario, che lo salutiamo. Perché Giovanni mi costa troppo in birra. Appunto. Allora nel frattempo in Lega Pro si è conclusa anche il Novara Torres, Novara 2, Torres 0, cambia nulla per il Pordenone ovviamente, per il Novara sì, perché fa un bel passo in classifica, in testa alla classifica della Lega Pro. Gemma. È arrivato un messaggio bellissimo, dice: ciao principessa Ilaria, sei bellissima, la tua mamma. Che dolce. Pensavo fosse suo fidanzato. Ciao mamma di Ilaria. Ha fatto il 3 la Lazio? Sì. No, è uscito No, è che Candreva e esultando si è fatto male, mi pareva. Arrampicandosi Si è sulla arrampicato curva. Ma questi sono idioti, sono professionisti. Se questi sono professionisti. È il momento di euforia. Poi Candreva non è che prende 100.000 euro a Lazio, prende una barca di soldi da... Sì, ma mi pareva perché piangeva ha quasi. provato a tirarsi su sulla curva e non è andata è benissimo. caduto dal nido, l'aquilotto è caduto dal nido, vedi? Bene, no? Allora, sono finite tutte le partite in Serie D, abbiamo tutti i risultati, vediamo, li sto controllando nel frattempo, vediamo di darveli, eccolo qua, questo ci mancava. E allora, eccole qua, i finali della Serie D, mentre in eccellenza, come vi dicevo, si gioca esattamente come la Serie A fino alle 16:45, più naturalmente i minuti di recupero di ciascuna partita. Alto Vicentino Triestina 2-3, Belluno Arzichiampo 1-1. Purtroppo Fontana Fredda ha beccato anche il secondo gol a Padova in chiusura, quindi bianco scudati Padova, Fontana Fredda 2-0. Clodiense Mori Santo Stefano 3-1. Drotamai mi sembra che sia finita un attimino, Drotamai 1-1, esatto, quindi confermato il pareggio del Tamai. Giorgione Mezzocorona 2-1, Crasere Penla Fenadora 1-0, Legnago Union Pro 2-4 e Sacilese Montebelluna si è conclusa esattamente come l'ultimo collegamento fatto con Pier Antonio Lostello, ovvero sia la vittoria del Montebelluna contro la Sacilese per 2-1 con doppietta di Giglio, per la gioia di tutti gli amici del Caffè Nogaredo di Cordenos, del Pordenone Fan Club. Dunque, allora Giuseppe, per suonare così bene, raccontaci il tuo excursus. Tu sei diplomato al Conservatorio di Salerno, mi sembra, vero? Quindi ci hai fatto un mazzo così a studiare pianoforte. Quando è iniziata questa passione, sin da giovane? Ma ho iniziato a suonare dall'età di 7 anni, diciamo. Addirittura.
Sì, diciamo che è una famiglia di musicisti, in quanto anche mio fratello suona la fisarmonica, mia sorella cantava, adesso non canta da quando si è sposata, quindi abbiamo suonato in vari gruppi, abbiamo fatto generi musicali un po' vari, ho fatto napoletano, musica popolare cilentana, perché io sono il Cilento, Palinuro, le zone. Adesso sto qui con la mia compagna, la mia futura moglie. Benissimo, complimenti, anzi congratulazioni. Sto ad Azzano e insegno appunto pianoforte moderno, tastiera alla scuola NamLab di Azzano. NamLab di Azzano Decimo, che è la sede presso Biasin, che ringraziamo Denis Biasin, strumenti musicali, proprio che ospita questa scuola. Scusami Giuseppe, prego Giuseppe. Sì, abbiamo un aggiornamento, ci ha chiamato il nostro Fabio Campagnol, non perché gli manco, ma per darci un aggiornamento. Allora, vediamo se sono buone notizie per gli amici di Carlino o buone notizie per gli amici di San Vito. Prego Fabio. Allora, buone notizie per gli amici di Carlino, raddoppio nostro del Salernitana con un rigore tirato da Moras. C'è da dire che la partita stava diventando veramente bella in quanto c'erano repentini cambiamenti di fronte. Ecco, domanda, c'era rigore? Allora, io devo sempre scindere quando faccio i collegamenti tra il dirigente e il tifoso, adesso parla il dirigente. C'erano 2 occasioni prima, 2 situazioni da rigore che erano più lampanti. Sì. Diciamo che questo rigore poteva anche non starci, non si è capito bene. Forse un fallo di mano, ecco. Ma... Diciamo un rigore di compensazione, Fabio. Diciamo così. Ecco. Sai, tu mi conosci, insomma. Sì, beh, ovvio, dai. Non sono uno che dice le cose come non sanno. Beh, la coincidenza della vostra vittoria con la sconfitta nettissima, perché voglio dire, è vero che... Mi stanno arrivando dei messaggi 4-1, 4-1, sì. Con la Virtus Sport. Confermiamo che la Virtus sta vincendo con la Monfalcone 4-1, mancano più o meno 3 minuti più recupero. Voglio dire, noi il 22 marzo incontriamo, se non ricordo male, l'UFM a Monfalcone, il 22 marzo dovrebbe essere. Ecco. Sapete mica se fate l'anticipo o giocate di domenica? No, ad oggi l'intenzione è quella di giocare di domenica. Ho capito. Peccato perché se giocate di sabato vengo a vederla. Quindi fate l'anticipo per cortesia. Però porti anche Gemma stavolta, non mi porti perché... Omar, con tutto il rispetto. No, porto Gemma perché siccome ultimamente mi fa da autista, hai capito? Porto Gemma, ecco, non perché ho perso la patente, perché ho rotto la macchina, solo quello, questo è il problema. Saluto Omar, non so, non vedendo la TV non so se è in studio, comunque lo saluto. No, vabbè, allora, va bene, allora se... torniamo sul pezzo, sì, su questo qua, appunto importantissimo sarà a questo punto la partita tra 3 domeniche, no? Il 22 di marzo. Sì, perché ricordo, lo sapete già, che domenica prossima c'è il fermo dei campionati, perché era la giornata destinata al recupero, eventuali recuperi. Certo. Ma posso chiamarlo lo stesso Fabio, vero? Sì, lo chiamiamo, abbiamo fatto il collegamento quella volta, ti ricordi che non so dove era, che l'abbiamo chiamato lo stesso. A vedere la partita di qualcun altro. Perfetto, grazie Fabio. Allora se non c'è nulla ci sentiamo più tardi, altrimenti vediamo cosa succede. Perfetto, grazie. No, torniamo da Giuseppe, no? Dunque, poi ti sei messo a fare, io leggevo naturalmente dalle note che mi ha mandato Denis Biasin, ti sei messo a fare diverse cose, tra cui anche a fare arrangiamenti per cose teatrali, mi sembra, musical, recital, festival. Sì, ho fatto anche musical, recital, diciamo le musiche naturalmente, qualità di musicista, compositore, quindi, certo. E come mai questo tuo, non sei rimasto a vivere appunto giù in Campania e sei venuto su? È la storia un po'... Se si può dire, non lo so. No, sì. Colpa sua? Colpa sua. Ah, e dove l'hai conosciuta Barbara? In realtà lei l'ho conosciuta 25 anni fa, eravamo ragazzini. Perché la sorella in realtà era sposata con mio cugino. Ah, no, pensavo fosse sposata con te, poi ha divorziato e poi è arrivata lei, no? In occasione del matrimonio venne giù a sposarsi la sorella con mio cugino e la conobbi. Poi non ci siamo rivisti per 25 anni. Mio cugino ha dato il mio numero a lei, lei mi ha mandato un messaggio, ci siamo risentiti,
Dopo che Ma così dal naturalmente... nulla? Eh? Ma così dal nulla? No, vabbè, diciamo che all'epoca c'era una simpatia, poi non ci siamo più rivisti perché comunque eravamo molto distanti. E Sì. io ho avuto le mie storie, lei le sue, quindi normale. Sì, è ovvio. Poi mi ha mandato un messaggio circa un anno fa, meno di un anno fa, e io l'ho chiamata, ci siamo sentiti, sono salito qui e poi Ci sei abbiamo rimasto? iniziato a frequentarci, sì. Diciamo, sono venuto qui qualche volta e da 5 mesi che sto qua adesso. Io mi commuovo con queste cose. Poi c'è da Sì, dire un'altra cosa, bella che io storia. 10 anni fa, Sì. 10 anni fa ho lavorato qui per 2 anni Sì. e non l'ho mai incontrato e abitavo a 200 metri da casa sua. Sì, che voglio dire, Alzano Decimo non è proprio Milano, New York, no? Non è un piccolo paese, ma voglio dire, è difficile non incrociarsi. Però vedi che bello, GP. Cioè, se il destino deve farti incontrare una persona, anche il fatto che si siano risentiti e magari erano tutti e due liberi, Quindi perché magari abbiamo uno è ancora qualche sposato. speranza, Sì, Gemma, perché io e c'è, te? diciamo, c'è stata Abbiamo pure ancora questa... qualche speranza io e te? No, io le ho perse. Questa coincidenza Non che vi- lei fosse libera e anche io, quindi, perché se magari uno dei due fosse stato occupato non ci sarebbe potuta essere questa, E diciamo, poi appunto questa cosa. sei venuto su, quindi 5 mesi fa più o meno, 5-6 mesi fa, Sì. e subito trovato da insegnare appunto alla NAM Lab, ricordiamo, Sì, nuova NAM Lab, Alzano sì. Musica Laboratorio, no? E Sì. com'è insegnare ai ragazzi? Devo ringraziare comunque Denis Biasina, una persona a modo, una persona positiva in tutti i sensi, Devo dire che persona anche- che dà possibilità ai ragazzi di poter lavorare e quindi... Voglio dire, col tuo curriculum, come suoni, eccetera, è difficile se tu vai a chiedere a uno, vengo a insegnare nella tua scuola di musica, ti lascia fuori, anche perché essendo una scuola privata non è che devi fare i concorsi, i punteggi, lì è la meritocrazia, non come la scuola in Italia che è tutto meno che meritocrazia, no? Sì. Adesso mi arriva il messaggio di quello che scrive, non è vero, vabbè, non importa. Sì, sì, voglio dire, si sente che sei bravo. In più, sei diplomato, Molto preparato. diplomato al conservatorio, che per diplomarsi in pianoforte al conservatorio campa a cavallo perché è difficilissimo, no? È una scuola molto difficile. Sì. Perché poi il conservatorio tutti pensano, impari a suonare il piano, buongiorno, e c'è solfeggio, composizione. Raccontaci un po' come funziona il conservatorio, perché non è diciamo che il facilissimo. conservatorio, vabbè, al di là dello strumento specifico che uno Esatto, suona, che quella è la passione, e lì ci sta. poi ci sono delle materie tipo generiche, il solfeggio e la teoria musicale che si fa, comunque la fanno tutti, ovvio. Certo. Poi c'è diciamo, armonia, storia della musica. E, nel mio caso sono 10 anni diciamo, nello strumento specifico del pianoforte, sono 10 anni di corso. Quindi voglio dire, C'è il quinto anno che è, diciamo, il primo esame importante Sì. di pianoforte, poi c'è l'ottavo anno che si chiama compimento medio, perché il quinto anno compimento inferiore, compimento medio l'ottavo anno e compimento superiore o diploma diciamo il decimo, certo. che adesso è stata convertita in laurea, perché in realtà Sì, sì, il adesso vuol diploma dire- di pianoforte non viene più considerato più diploma ma laurea. Laurea, che è anche giusto che sia perché è un Sì. percorso di 10 anni, quindi è superiori più Anche perché si insegna alle scuole medie, quindi per cui devi essere. alle scuole medie certo. insegnano chi è laureato, non il Certo. diploma. Gemma. È finita a Empoli. Ti ho dato della Gemma, dovresti Gemma, prenderti, prego. vabbè, ma Mora Che è successo, scusa? mi ha chiamato torna a dormire Gemma. tu che io parlo con Leonora. Finalmente si ricorda anche il mio nome, abbiamo fatto progressi, solo che hai sbagliato persona. Però è tutto Grazie in per- famiglia. Cosa? Tutte more, tutte in famiglia. Sì, ma mi aveva anche fatto un complimento scambiare, voglio dire. Grazie GP, grazie, sono salita... Ma hai notato che Gippi si contorna solo di more? Me, te, Eva. Ma poi a lui piacciono le bionde di Questo è solito. bello, perché sono le bionde. È perché così Quindi non cade in licenziate la domenica tentazione. prossima Jacqueline qua con noi e Ilaria Fisse. Voi A proposito, scusami, di Ilaria. Ciao Ilaria, sei una ragazza fantastica. Fortunato il tuo amoroso, un bacio firmato SM. Attenzione, indaghiamo chi è SM. Per me è lui. È il tuo moroso è SM? No. No. Alberto, secondo te chi è SM? Dio. Uno che mi piacerebbe. Isabella, secondo te noi SM? Giada? Non lo so, non conosco le sue... I suoi giri. amicizie. È un suo amico. Secondo me è un tuo amico. Sì. Amico. È un amico. Una delle 50 Amico, sfumature sfumature di amico, esatto, una delle famose 50 sfumature di amico, ecco.
Vediamo qualche fotina anche di Jacqueline che non abbiamo visto, le foto del servizio che le ha fatto Alberto Moreto. Oh, anche tu sei abituato a fare una valangata di foto, perché io vedo, siamo visti da tanto tempo sul tuo profilo Facebook. Oddio. Queste te le sei fatte tu e sono bellissime e le ho messe apposta, sono tutte dei selfie, quindi sai anche farti da solo le foto. Qua invece sono le foto appunto che ti ha fatto Alberto. Com'è lavorare con Alberto? Non potete tutte dire la stessa cosa, dovete dire è un povero pirla, un rompiballe, cioè qualcosa dovete dirgli addosso, sennò sembra che esca un santo da qua. Aspetta, Alberto esci? Mi tappo le orecchie. Scusami, ferma lì, nel frattempo cosa Bella succede? quella. L'Empoli fa 4? No, sono gli highlights. Sono finite. No, ne è finita solo ad Empoli. Continua pure, fa finta di niente. Sì, no, perché siccome sono Ci siamo noi che seguiamo il calcio. è lì che mi preoccupa. No, è lì che mi preoccupa di te. Prego, Jacqueline. No, Alberto è un amico. Sì, quindi beh, vi conoscete da c'è- tanto tempo voi due, mi sembra, no? No, siamo conosciuti quest'estate al tango. Al tango, benissimo! Ale! Ci lavoravo io al tango, per quello ci siamo conosciuti Ecco. lì. E... Mi ha invitato lui un altro suo amico fotografo tedesco che Alexander, abbiamo bravissimo. lui ha fatto una collaborazione con un suo amico, abbiamo fatto tutti e due gli scatti sia il suo amico che lui. Ho capito. È stato molto bello. È stato Quindi bello. Arsenal Dice sì, menage a trois. Bellissimo. Menage à trois. Ma è andato avanti lo shooting anche notturno? No, ecco qua la foto, no. di cui Mattino. la foto di cui parlavo, questa sicuramente non l'hai fatta dopo la Questa partita. negli spogliatoi del Maracanã. Vedi Ecco. che va negli Ma spogliatoi. non dopo della Germania-Brasile. selezione brasiliana. Non No, dopo. Due mesi prima del mondiale. Ecco, perché se andavi No, dopo... sì, È andata bene. 2 mesi prima dei mondiali. Pensavo avessi tirato fuori le foto del giorno della finale. No, Voglio no. vedere com'era conciato. Non mi sono permesso. No, ma anche perché, parentesi, quella famosa partita Germania, Brasile-Germania, non ha giocato Neymar che era rotto, quindi Sì, c'è sì. anche la scusante. Boh, 7 gol non sono mai una scusante. Espulso però- Barretto per il Palermo. Sì, e Se quando vi è successo? interessa. Ha segnato il Ha Milan. segnato anche il Milan, mentre io mi Sì. preoccupavo di Barretto. E ci sta anche finalmente. Vedi che faccio bene a preoccuparmi. È stato un assedio. Vabbè, è un secondo, il multitasking Segnato Pazzini. al suo Quindi Milan limite. 2 e Cesena 0. Zero. Per la gioia di Alberto. Grazie. Per la gioia di Cosa ti Alberto. avevo detto? 2-0 Milan. Finite, È finite vero, anche l'avevi detto. Allora, se Giuseppe ci fa l'ultimo pezzo, quello bello che mi hai detto, una canzone napoletana, perché siccome abbiamo due ragazze appunto che provengono dal Sud America, no? È anche un omaggio a loro legato alla canzone, alla tradizione napoletana. E Jacqueline, tu adesso hai un locale a Udine? Sì, abbiamo aperto a settembre dell'anno scorso che è un sushi bar. Che è si in? chiama We Love Sushi. Ed è in? In via Mercato Vecchio. Ah, proprio in pieno centro? In pieno centro. Ecco. Quindi per Udine chiaramente mancava, il sushi lo puoi mangiare da qualunque parte, Sì. però noi, la nostra forza è che abbiamo un maestro giapponese che è Masato Fukayama, che Sì, viene ma direttamente scusa, del Giappone, torna che ci fa i sushi. torna a dirmi, perché è troppo sexy, torna a dirmi. Masato Fukayama. Come Si dici? detto da una brasiliana. Come dici tu? Masato Fukayama? Masato Fukayama. Masato Fukayama. E significa? Il suo nome. Sì, ma sai che in Giappone un nome vuol dire la libellula che vola e si appoggia sul fiore, la rava e la fava, no? Un bel nome da uomo quello, direi. Sì. Masato. E quindi Libellula. abbiamo Masato che è la nostra forza, e quindi se vuoi mangiare il vero sushi come si mangia in Giappone, lo trovi da noi. Benissimo, Si quindi beve anche, sicuro. Soprattutto. Ecco, la Mazzari vedete che va subito sulle cose Io sono concrete che hanno senso in Friuli. Io sono È un'assidua spesso da noi. frequentatrice del locale di Jacqueline. Vero, Sei sicuro che si mangia e si beve bene? Ma soprattutto, Si beve? ecco, sapevo, perché... Beh, ha parlato l'astemio. No, assolutamente, io più di dire sempre che l'unico mio sport è questo, non so, sì, voglio dire, non è quello il problema. Allora, cosa ci canti, maestro? Allora, tu sei una cosa grande, è un classico di Modugno. Eh sì, Salsa, tempo di salsa. ecco, tempo di salsa. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai.
sa che non c'è avuto mai bene così grande. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, se pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fa capire, ma perché? E dimmi una volta sola che pure tu stai tremando. E dimmi che non pena con mi voglio bene a te. E dimmi una volta sola che pure tu stai tremando. E dimmi che mi vuoi bene con mi voglio bene a te. Grazie. È molto originale, è una canzone napoletana rifatta con questo stile molto Per esempio tu fai anche concerti, sarai da qualche parte, dici le tue date così magari sappiamo. Ma sono in molti locali, tra cui ristoranti, pub, perché facendo anche questa musica va bene anche per i pub, poi faccio matrimoni nel Pordenonese soprattutto. Ecco, Nei diciamo, locali del la Pordenone. settimana prossima hai già una data che puoi pubblicizzare, che la gente ti venga a vedere? Mi devono dare una conferma per l'8 adesso, per la festa della della donna? sì. Ecco, quindi non possiamo dirlo perché... Non lo possiamo dire Sì. perché ancora... Sì. Perfetto. Allora, Serie A si sta ancora giocando a Milano. Milano che hanno dato 5 minuti di recupero, erano partiti in ritardo, però gli altri risultati, gli altri finali sono Empoli-Chievo-Verona 3-0, Hellas Verona-Roma 1-1 e Lazio-Palermo 2-1. Al momento manca un minuto ancora da giocare a Milano, Milan-Cesena 2-0. Che È quindi- finita in questo istante. Quindi in questo guarda. istante, quindi confermato Milan-Cesena. Invece i finali dell'eccellenza, Ciarlis Muzzane San Vitese 2-1, Gemonese Lumignacco 1-2, ISM Gradisca Cordenos 0-0, Oltre Vesna 1-2, Torre Manzanese 1-3, Tricesimo Chions 2-1, Virtus Corno Monfalcone 4-1 e Zaule Tolmezzo 1-3. Alberto Moretto, di cosa dobbiamo parlare noi? Cosa hai combinato? Ti sei preso l'esclusiva in Italia di un'agenzia che tu farai il fotografo? Raccontami Nel Nord bene. Italia, sì. Praticamente sono stato contattato dal responsabile della ETM Italia. La ETM è una branchia esatto, della ETM, che sarebbe un'agenzia belga che ha succursali, chiamiamole così, o filiali in tutto il mondo, sarebbe l'European Top Models, che è una sorta di agenzia che dà il servizio appunto di modeling, quindi sia di modelle che di modelli per Anche maschi? Sì, Anche maschi. certo. E infatti Ne fotografi alcuni? dovrò. Chiamala. Esatto, praticamente è un servizio di... Sì, io vengo ad assistere, vengo ad aiutarti. a tenere le luci, vero? Me lo Ci dicono, sto. me lo Sì, chiedono, siccome me lo chiedono in ultima- tanti. siccome ultimamente Esatto, ormai ha qua. bisogno di una spintina. E quindi niente, per il nord Italia ci sarà appunto questa possibilità qua di creare la ITM Italia Nord, di cui sarò il responsabile, e sarà un'azienda di servizi fondamentalmente, quindi per fiere, per hostess, per foto per cataloghi, per sfilate, passerelle, tutte quelle cose lì. Certo. Cerchiamo di dare appunto il servizio, quindi dovrò appunto crearmi un parco Una modelli rete. e modelle. Il famoso parco modelli e Esatto. modelle, che è più o meno come no, il parco auto. Parco auto, esatto. Il parco boy anche. Sì. Vabbè.
Beh, penso che hai difficoltà, soprattutto le modelle, a trovarle. Basta vedere chi ci hai portato qua oggi pomeriggio. Ti ringrazio ancora, ovviamente ringrazio tutte queste splendide fanciulle. In realtà si fa più fatica a trovare uomini, comunque. Sì, quello mi dicevano in tanti. Si fa molta fatica, anche perché ovviamente la donna con un po' di trucco si può anche camuffare, volendo, no? L'uomo se non nasce bello rimane brutto, poco da Scusa, ho fare. una domanda per Alberto. Prego. Tu hai detto che lavori con modelle e modelli. Sì. Perché hai portato solo modelle? No, sulla mia pagina c'è anche un No, album di un qua modello. oggi, qua con te oggi. Perché ovviamente GP è quello che ho chiesto, e quindi... No, perché pensavo che al tango non avessi conosciuto nessun modello, perché a questo punto, sai. Basta adesso in poi solo acqua al bar, basta. Solo acqua al bar, vabbè. Ti do io sotto banco, tranquillo. Bellissima, poi in caso che do al Vise, che lui è mio amico, vola un attimo nel frigo, mi porta fuori. No, vola sulla spina e mi fa la spina. Allora, siamo in chiusura, Gemma? Non so. Sì, penso proprio di sì. Non lo so, se non mi dai tu i tempi, che cosa faccio? Certo. Devo anche fare le pulizie dopo quando andiamo via? Sicuramente. Perfetto. Allora io voglio ringraziare naturalmente Moreno Burlina e Silvia Gustapane, Pordenone Fan Club, grazie, siete venuti qua da noi, facciamo un applauso. L'appuntamento è la prossima partita del Pordenone? Prossima partita gioca in casa con l'Arezzo, dopodiché ci sarà la trasferta che stiamo organizzando, ci sarà la Corriera, scontro diretto a Busto Arsizio con il Pro Patria, che è a pari punti con noi. Però purtroppo di mercoledì sera alle 7, quindi è una partita, una trasferta per pochi eletti. Questi Comunque orari se qualcuno un po'... riesce in qualche maniera. Comunque per ogni riferimento c'è la pagina Caffè Nogaredo e Pordenone Fan Club su Facebook, e se no via Sclavons a Cordenons. Proprio appena passato il cartello, Pordenone e Cordenons. E volevo dire, mi raccomando, perché la partita con il Pro Patria è veramente importante, Uno chi scontro può diretto. venire venga a tifare Pordenone. Al 90% c'è la corriera gratuita, quindi è solo il costo del biglietto di ingresso allo stadio. Benissimo, quindi- perfetto. Scusa GP, mi risulta che c'era una festa anche, un veglione. C'è un veglione, sì, venerdì prossimo, mi ero dimenticato, vediamo questo veglione, è un bellissimo veglione perché alla Barchessa Policreti, che è questo bellissimo locale al Castello di Aviano, proprio all'interno del Castello di Aviano, si festeggiano i anni di Mal, il suo compleanno, e gli hanno dedicato questo bellissimo veglione, gran galà degli anni 60. Se volete partecipare a questo veglione, naturalmente potete contattare Biasì Strumenti Musicali, è uno degli organizzatori, o direttamente la Barchessa Policreti. Naturalmente le informazioni le trovate sia su Facebook che su siti web vari. Grazie Gemma di avermi ricordato. Giuseppe, è stato un piacere averti qua, grazie mille, spero di poterti riavere il nostro ospite. Noi andiamo avanti fino a metà maggio, abbiamo ancora, dopo questa siamo a meno 10, Gemma, meno 10, abbiamo ancora 10 puntate, grazie mille. Grazie. Ilaria, sei bellissima, peccato che non ci fai conoscere il tuo fidanzato. Vabbè, tu l'hai conosciuto? Sì. Ah, lui... Maledetto. Sì. E non ci dici niente? Sono molto innamorati anche. Ah, tu? Ah, loro due? Loro due, ah sì. no, perché... Sono innamorati. Jacqueline, sicuramente verrò a trovarti nel Mercato Vecchio, adesso che so dove sei, mi carico la Mazzari. Porti anche le ragazze, mi raccomando. No, lei no, perché è piccola, vi porto l'anziana del gruppo e... Giustamente. Viene anche Alberto Moretto, grazie ad Alberto. Allora, già che ci sei, ci portiamo anche Isabella e Giada, grazie ragazze di essere venute. Grazie a voi. Ci vediamo tutti allora al sushi. We love sushi. We love sushi, scusami, cosa vuoi la mia età? Dopo 3 ore. Masato Fukayama. Lei parla subito col fracaro, lei, no? Ragazzi? Grazie a Eva Cristaldo, grazie a Leonora Mazzari, grazie a Maurizio. Grazie Enrico, non so se ringraziare la Gemma, ma non importa, sì, mi tocca farlo perché se no non mi porta a casa. Grazie Gemma, grazie. Vedo che hai capito. Grazie, ci vediamo forse, se Dio vorrà, domenica prossima come sempre, qui Telepordenone, ore l'altra 14. domenica. Ci sei anche Per un domenica? attimo. Ci sono per la tua Porca gioia. miseria. Tu ci sei Mazzari domenica? Così pare, rimango qui sullo sgabello fino a domenica prossima direttamente. Però devo dire all'Enrico che metta l'aria fredda, così ti conservi bene, va bene? Perché sai, alla tua età... Alla mia età la caldo, decomposizione è veloce. effettivamente. Grazie a tutti, ci vediamo domenica, buona settimana, ciao, ciao, ciao.